Buongiorno telespettatori di Antenna 3, bentrovati anche per oggi, per questa edizione straordinaria dedicata all'emergenza coronavirus, che ormai è un'emergenza che ha diverse sfaccettature, come ormai abbiamo capito da tempo, emergenza sanitaria che è diventata economica, sociale, istituzionale, è un'emergenza quindi a 360 gradi che ovviamente mobilita diversi livelli decisionali, regione, governo, Unione Europea. E per fare il punto delle misure che stanno venendo avanti siamo collegati con il nostro primo ospite, Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia. Buongiorno sottosegretario. Buongiorno a voi. Ecco, i temi sul tavolo sono tantissimi anche oggi e vorrei con calma approfondirli con lei, ringraziandola per la disponibilità. Io partirei proprio dai due spunti di cronaca principali. Ieri ennesima operazione della DDA di Venezia a Verona, un'operazione, una maxi inchiesta contro l''ndrangheta. Si ritorna a parlare di 'ndrangheta in Veneto, è stato scardinato il clan diretto da Antonio Giardino, ci sono stati 23 arresti, indagato risulta anche l'ex sindaco del capoluogo scaligero Flavio Tosi. L'accusa nei suoi confronti è quella di peculato. Si ritorna quindi a parlare di mafia, di infiltrazioni mafiose a nord-est. Il Partito Democratico a livello nazionale si sta muovendo anche nei confronti del ministro Lamorgese. Cosa sta succedendo, sottosegretario? In termini generali è da tempo che la Guardia di Finanza innanzitutto, ma le autorità competenti segnalano che il nostro territorio, proprio perché è un territorio molto vivo dal punto di vista economico, era oggetto di attenzioni da parte della malavita organizzata, dell''ndrangheta e in generale delle organizzazioni mafiose. Il coronavirus rischia di aver accentuato queste attenzioni perché anche un atteggiamento predatorio nei confronti di aziende in difficoltà. Di solito la mafia agisce su più terreni, uno è quello di sostituirsi al sistema di credito regolare attraverso i prestiti fuori legge e a tassi poi molto elevati, ma insomma che colgono le difficoltà delle persone. Per questo è necessario accelerare al massimo che le banche eroghino tutto quello che abbiamo messo a disposizione da un lato, dall'altro ovviamente attraverso il tentativo di gestire gli appalti e non ultimo anche quello di controllare o prendere in controllo le aziende. È un fenomeno preoccupante che va bene che emerga, è bene che emerga una grande attenzione dell'opinione pubblica, al di là poi dei casi specifici ovviamente sui quali io non mi pronuncio, aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso, ma il fenomeno in quanto tale è un fenomeno che interessa molto il nord-est e interessa molto la regione nostra e dobbiamo tutelarci e cautelarci. Diciamo, sottosegretario, che dall'anno scorso, dall'inizio del 2019, con le infiltrazioni dei casalesi a Eraclea, Litorale Veneto, poi il clan Multari tra Vicenza e Verona, si è in qualche modo sdoganato il tema della criminalità organizzata a nord-est, che non può più definirsi un'isola felice, questo è. Ma le chiedo, fanno bene i parlamentari del PD Veneto, Pellicani, Zan, De Menec e tanti altri a chiedere al ministro Lamorgese di venire in Veneto e di presiedere un comitato per l'ordine e la sicurezza a Verona? C'è questa urgenza? Sì, io penso che facciano bene ed è forse anche bene che questo invito venga rivolto anche alle altre forze politiche in maniera tale che su una situazione di questo tipo ci sia una concordia del mondo politico. Sì, l'urgenza c'è perché lei stesso citava adesso fenomeni
avvenuti già a titolo di cronaca, il caso di Eraclea, clamoroso, ma di altre situazioni. E poi, ripeto, le denunce anche recentemente, si sono letti anche nei giornali dei rapporti, degli allarmi che la Guardia di Finanza ha lanciato in tutto il territorio veneto, anche alla stessa Venezia. Quindi che il Ministro degli Interni possa venire è un segnale di rafforzamento delle istituzioni da un lato, assieme ovviamente a regioni, ma soprattutto anche un segnale agli imprenditori che non dobbiamo lasciare soli, non devono sentirsi abbandonati anche da questo versante. Ci sono già tanti problemi economici da affrontare, ci mancherebbe adesso che non ci fosse una capacità di tutelare anche dal punto di vista, diciamo, dell'ordine pubblico. Quindi è assolutamente una buona iniziativa e mi auguro che diventi, diciamo, generalizzata come richiesta di tutti e poi il governo possa attivarsi. Tra l'altro ricordiamo, sottosegretario, che le prefetture del Veneto proprio in queste settimane di profonda crisi stanno lanciando diversi allarmi alle categorie, alle imprese per l'accesso al credito, che è un tema davvero particolare. Accesso al credito e banche, il tema è ovviamente connesso. Ieri Gualtieri, il ministro all'economia che lei conosce bene, si è lamentato delle banche, o perlomeno ha detto un po' di tempo si è recuperato sul fronte della liquidazione dei prestiti, ma resta ancora tanto da fare. Guardi, diciamolo molto semplicemente e senza nessuna volontà polemica, cioè non ci sono più giustificazioni. Cioè, all'inizio c'era stata una discussione sulle interpretazioni dei decreti, anche se a noi sembrava chiaro, ma dopo la conversione del decreto liquidità, nel quale abbiamo inserito un'autocertificazione che quindi, diciamo, solleva i funzionari da responsabilità primarie, abbiamo allungato il periodo di rientro soprattutto per la parte degli ex 25.000 euro che sono diventati 30.000 da 6 a 10 anni. Insomma, non ci sono più giustificazioni per le banche per tenere, come dire, stretto il cordone. Invece è proprio fondamentale dal punto di vista economico, dal punto di vista della tenuta istituzionale, che vengano erogati. Peraltro, lo ripeto, sono tutti fondi garantiti, tutti i prestiti garantiti o al 100% o al 90%, che può diventare 100 coi confidi, da parte dello Stato. Quindi non c'è nessuna preoccupazione di perdita, per cui mi pare che francamente l'invito che il ministro Gualtieri ha fatto ieri in maniera esplicita sia a questo punto da rimarcare. E mi auguro che soprattutto il sistema bancario veneto, che ha subito grandi problemi in questi anni, e soprattutto chi è subentrato o parlo in questo caso di chi ha preso le due venete, ma anche di tutto il sistema delle banche di credito cooperativo, cioè non c'è proprio nessuna assoluta giustificazione. Allora, siccome ci sono dei casi virtuosi, è bene che si distingua ciò che funziona da ciò che non funziona. Uno, per non generalizzare, e due, per aver ben chiaro che dove le cose non funzionano. Il ministro Gualtieri ha fatto una battuta molto netta, ha detto: se non vi danno i soldi cambiate banca, se non vi danno i soldi entro 48 ore cambiate banca, perché questo è quello che il governo vuole. Certo. E sempre sul fronte della liquidità alle imprese e della liquidità tout court, ieri è arrivata una buona notizia, un'ottima notizia dal fronte europeo, con questo aumento del PEP, che è di fatto il programma per la pandemia avviato dalla BCE. Praticamente si va ad aumentare il fondo di 600 miliardi, si arriva alla cifra monster di 1.350 miliardi di liquidità che sono pronti a essere immessi nel mercato comune europeo. È una cifra considerevole questa, sottosegretario. Significa che l'Europa forse ha capito che bisogna crescere, che bisogna spingere sull'acceleratore della crescita?
Ma sì, è una cifra imponente perché è quasi un raddoppio, nel senso che a marzo il programma di PEP fu varato con una dotazione di 750 miliardi e praticamente dopo 2 mesi se ne aggiungono altri 600 che appunto portano a quella cifra di 1 miliardo e 3 eccetera. Quindi è un segnale molto netto e tra l'altro devo dire le modalità applicative stanno dimostrando che questo va in aiuto soprattutto ai paesi con maggiori difficoltà, Italia e Spagna, tant'è che ieri lo spread si è abbassato dopo questo annuncio, c'è stato un effetto positivo. Quindi è molto importante questa scelta perché va nell'ottica di questa battaglia che anche noi come Italia abbiamo fatto negli ultimi 2 mesi, 3, cioè di fare in modo che l'Europa abbia un ruolo vero, un ruolo veramente importante. Allora se noi aggiungiamo questo elemento di ulteriore sostegno all'economia e ai titoli di Stato, peraltro noi stiamo muovendoci tutto in debito e devo dire le emissioni dei bond italiani sono positive, dei BTP italiani sono positive in questi giorni, abbiamo avuto 3 emissioni e tutte molto riuscite, ovviamente con questo aiuto della BCE a maggior ragione. Quindi è molto importante perché si affianca poi alle altre iniziative europee che sono i finanziamenti di cui si sta discutendo del Recovery Fund, e cioè quel pacco ulteriore di centinaia di miliardi sui quali non possiamo perdere l'occasione assolutamente. Certo. L'Italia ha un'occasione straordinaria davanti e quindi approfittiamo bene dei prossimi mesi. Un'occasione importantissima, urge una programmazione, è quello che in tanti chiedono poi all'esecutivo, a cominciare dalle categorie economiche. Ma c'è un altro strumento, sottosegretario, e so che lei lo sta seguendo in prima persona, che è quello dello SURE, quindi della cassa integrazione, mi consenta in qualche modo di volgarizzare, della cassa integrazione europea. Quindi questi ulteriori 20 miliardi a disposizione dell'Italia, sempre sotto forma di prestiti, chiaramente parliamo soprattutto di prestiti, anche perché poi le politiche di uno Stato poggiano sul fare debito, questo è il succo del discorso, però parliamo di 20 miliardi per l'Italia per portare avanti, prorogare gli strumenti di cassa integrazione. Che prospettiva temporale dà questo SURE ai lavoratori italiani? Diciamo, intanto noi abbiamo già fatto la lettera di richiesta in maniera tale da poter accedere il più rapidamente possibile a queste risorse e contiamo che diciamo, in tempi ragionevolmente brevi arrivino. L'importante non è tanto il giorno in cui arrivano quanto la certezza che noi li possiamo avere, perché questo aumenta la nostra credibilità anche nei confronti del mercato nel momento in cui chiediamo risorse, chiediamo prestiti. È molto importante per 2 ragioni, una di merito e una diciamo di politico, di principio. Quella di merito è che noi ne abbiamo bisogno, cioè la cassa integrazione noi abbiamo messo 9 settimane più 9 e per alcuni settori non basteranno, per alcuni settori bisognerà prolungare, lo faremo attraverso un monitoraggio da qui ad agosto per capire anche questa ripresa come incide sui rientri di una parte dei lavoratori oppure invece su altri che saranno costretti a prolungare. Però è evidente che per alcuni settori non basta, dovremo prolungare. Queste risorse per noi quindi sono molto, molto utili. L'importante è che siano spendibili diciamo nell'arco della legge di bilancio, quindi nell'arco di quest'anno, perché a quel punto noi tireremo un po' le fila dei vari sussidi che arrivano anche dall'Europa. È chiaro che il tema lavoro è un tema fondamentale perché la cassa integrazione è servita ad evitare migliaia e migliaia di potenziali licenziamenti che noi abbiamo sospeso fino a metà agosto praticamente. Quindi dopo metà agosto noi avremo 2 problemi. Uno, la continuità della cassa per alcuni settori. In parte quella prevista arriva a settembre, ma soprattutto dovremmo evitare che si traduca poi in ondate di licenziamenti e quindi dovremo affrontare crisi industriali vere perché diciamo, è un autunno complicato quello che ci attende. Un autunno molto complicato e i dati che arrivano dall'Istat, da Veneto Lavoro per la regione del Veneto,
ci dicono che il contraccolpo ci sarà. Tutto dipenderà anche dalla ripresa, dipenderà per quanto concerne il Veneto anche dall'andamento della stagione turistica. Una brutta notizia su questo fronte però, sottosegretario, è arrivata ieri sera perlomeno per la Marca trevigiana, perché SAVE, la società degli aeroporti, ha comunicato la prospettiva, l'intenzione di tenere chiuso il Canova fino a ottobre. Nel mese di giugno ci sarà il 95% di traffico aereo in meno. Ovviamente è una notizia shock, è stato un annuncio shock per le imprese, per il mondo economico della Marca trevigiana. È un segnale molto preoccupante questo. Sì, è un segnale che testimonia le difficoltà del traffico aereo, soprattutto legato al quadro internazionale che, come si vede, è ancora molto incerto. Non dimentichiamoci che l'Italia è il primo paese che ha subito il coronavirus, ma adesso l'epidemia si è diffusa, ahimè, in maniera robusta anche negli altri paesi. Siamo stati per 2 mesi il primo paese per contagio, adesso siamo il sesto, quindi attenzione, perché la situazione che da noi sta per fortuna migliorando, e speriamo, ci vuole molta attenzione ancora, ma speriamo che si consolidi il miglioramento diciamo, sanitario, però vede nel quadro dei nostri paesi circostanti, alcuni hanno gestito anche con qualche, diciamo, leggerezza la prima fase, l'hanno pagata, ahimè, e quindi questo è un tema. Dopodiché nello specifico, io mi auguro, non ho elementi di conoscenza, quindi faccio un ragionamento proprio più di incoraggiamento, mi auguro che in qualche modo ci sia una razionalizzazione, perché i 2 aeroporti tra Venezia e Treviso così vicini, il segnale vuol dire che l'economia non è ancora in ripresa, ma i servizi troviamo il modo di renderli più razionali possibili. Penso che questo verrà fatto. Quello che è evidente è che noi dobbiamo, come stiamo facendo, una trattativa molto robusta con l'Unione Europea, perché si aprono dei corridoi, dei flussi turistici che non saranno solo per via aerea ovviamente, ma dei flussi turistici controllati con tutte le regole, ma che consentano di rimettere un po' in movimento le nostre spiagge e le nostre città d'arte, anche se abbiamo visto la settimana scorsa una cosa molto interessante, che è quella che comunque il turismo di prossimità, su cui abbiamo molto insistito, cioè italiani in Italia, veneti in Veneto e così via, in qualche modo ha funzionato. Abbiamo visto a Venezia, sì. Anzi addirittura abbiamo visto che ci vuole un piano già da subito di organizzazione dei flussi turistici, per non rischiare di avere poi anche immediatamente un caos pur nella crisi. Certo, e infatti, sottosegretario, in ultima battuta proprio a Venezia volevo arrivare, perché ieri sera c'è stato un picco di acqua alta fuori stagione. Abbiamo anche delle immagini che arrivano dal sito della Nuova Venezia. Prego la regia se può metterle in onda. Questa è Piazza San Marco ieri sera, con qualche turista che ha comunque approfittato per farsi anche una corsa, per divertirsi un po'. Però sono immagini poco divertenti da un certo punto di vista, sottosegretario, che ripongono l'attenzione, riportano l'attenzione sul tema del Mose e delle opere a salvaguardia della laguna, o no? Sì, direi 2 cose. La prima, una accelerazione il massimo possibile del completamento del Mose. Abbiamo visto che l'altro giorno c'è stato diciamo una prova generale che sostanzialmente è riuscita, e questo è molto importante. In queste ore probabilmente non è ancora pronto, come è stato detto, ma si può pensare legittimamente di non arrivare alla fine del 21, che è la data programmata, ma già ipotizzare per la fine di quest'anno. Mi auguro di poterlo utilizzare, spero che continuino i collaudi e continuino in maniera positiva. Ma la seconda cosa è i cambiamenti climatici stanno dando i loro effetti,
e quindi noi dobbiamo assolutamente mettere in moto un processo di studio e di monitoraggio. Noi abbiamo istituito un centro per lo studio dei cambiamenti climatici, nell'ultima legge di bilancio come governo l'abbiamo messo a Venezia. Io penso che Venezia possa candidarsi ad essere la capitale mondiale degli studi sui cambiamenti climatici, perché tutte le città d'acqua sono di fronte ad un rischio drammatico degli effetti dei cambiamenti climatici. Quindi va bene il Mose, va bene le nostre tutele, ma è necessario anche un salto di qualità e Venezia deve in qualche modo intestarsi questo ruolo che gli spetta, direi quasi naturalmente, di essere il punto di riferimento per studiare i cambiamenti climatici in Italia e nel mondo e poter dare quindi anche qualche consiglio rapido su cosa può succedere, perché qui ce la giochiamo qualche decina d'anni. Quindi lei, sottosegretario, candida idealmente sì, Venezia sì, nella giornata mondiale dell'ambiente, perché oggi è la giornata ONU mondiale dell'ambiente, a capitale della biodiversità. Sì, Venezia è una città che ha una grande potenzialità di sostenibilità. Venezia 2030 vuol dire assumere i parametri dell'Unione Europea e l'agenda 2030 dell'Unione Europea. Venezia ha tutte le condizioni per essere e per se stessa, perché da questo coronavirus si esce diversi, quindi anche un turismo diverso, più di qualità, più organizzato, ma anche un'intera capacità di essere una città sostenibile. Le condizioni ci sono tutte, dipende solo da noi. Sottosegretario, grazie, buon lavoro. Grazie a presto, voi, arrivederci. E a proposito di Venezia ci colleghiamo adesso con l'unità di crisi di Marghera, dove ci sono per noi Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Ilaria, buongiorno. Partirei proprio dalle ultime parole del sottosegretario Baretta, non so se le hai sentite. Abbiamo parlato e visto le immagini dell'acqua alta ieri sera fuori stagione a Venezia. Ecco, possiamo partire proprio da queste immagini, Ilaria, buongiorno. Sì, eccoci qui, buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori. Le ho sentite le parole del sottosegretario Baretta. Effettivamente non nascondo che c'è stata un po' di preoccupazione proprio in città ieri, quando si è parlato di questa previsione di un picco massimo di 120 centimetri che sarebbe stato alle 22:30, perché volente o nolente si è tornati un po' indietro di qualche mese, allo scorso 12 novembre, quando c'era stata una previsione tutto sommato che sembrava gestibile, invece poi c'è stato il disastro nel corso della notte, per cui c'è stato un po' di timore. Però io ho contattato proprio personalmente l'assessore comunale alla protezione civile Giorgio Deste, che ci ha spiegato che si tratta di un fenomeno anomalo proprio per questo periodo e che si è verificato solamente 3 volte nello stesso periodo negli ultimi 20 anni. Questo per una commissione di venti che arrivano da altri stati, ovviamente, che ha portato poi a questa marea eccezionale. Comunque ha raggiunto alla fine i 116 centimetri a Punta della Salute alle 22:35, mentre i 119 in mare alle 21:50. Dicevamo che appunto era il terzo valore di acqua alta per importanza che è stato registrato nel mese di giugno negli ultimi 20 anni, perché gli altri sono stati il 16 giugno del 2016 che con un picco di 117 centimetri, il 6 giugno del 2002 alle 21:05 e poi questo ieri sera con 116 a Punta della Salute alle 22:35. Questo passaggio di perturbazione che ha avuto i suoi effetti sul livello marino in coincidenza della marea astronomica. È previsto un altro picco per questa sera, ma naturalmente è presto, perché si aspettano le prossime ore per vedere quale sarà, però dovrebbe essere tutto sotto controllo. La cosa fondamentale è seguire sempre i canali ufficiali, quindi il sito del comune, poi del centro maree, appunto del comune di Venezia, perché questo è importante, è fondamentale anche per non
preoccuparsi inutilmente o non allarmarsi. Certo, Ilaria, anche se ormai a Venezia è facile allarmarsi. Sì. Ormai ci si allarma facilmente perché dopo quanto accaduto a novembre la città è stata duramente colpita, si stava rialzando, è stata colpita nuovamente da quanto accaduto con il coronavirus, il lockdown, e quindi è facile preoccuparsi perché ogni volta che si cerca di rialzarsi sembra che si ricada, ma i veneziani, lo sappiamo, resistono, sono forti e quindi si incrociano le dita e si spera che vada tutto bene. Questo quello che riguarda l'alta marea e quanto è successo. Invece a breve inizierà la conferenza stampa del governatore Zaia qui nell'unità di crisi nella sede della protezione civile di Marghera. Oggi ci sarà un ospite importante, il professor Paolo Navalesi, che è il direttore del Dipartimento di Terapia Intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova, e quindi naturalmente si parlerà molto di quello che è accaduto in questi mesi. Ci saranno molte curiosità, si spera, a cui poter dare risposte, e anche tante cose da capire per quanto riguarda proprio la terapia intensiva e soprattutto questo virus che sappiamo c'è ancora, anche se meno potente di prima, però c'è ancora. Il presidente, tutti i virologi lo dicono continuamente e quotidianamente, e anche per questo bisogna continuare ad utilizzare la mascherina e a seguire tutte le regole, quindi non creare assembramenti, utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi ma anche nei luoghi all'aperto dove potrebbero crearsi degli assembramenti, ad esempio nei mercati, e poi disinfettarsi spesso le mani con i gel, qualora non sia possibile lavarle invece con l'acqua, quindi questo importantissimo, e dunque vedremo che cosa emergerà dal punto stampa di oggi. Ilaria. E invece un'altra informazione, sì, dimmi. No, vai pure avanti. Volevo appunto ritornare con te sull'ordinanza di ieri riguardante i centri estivi, ma stavi dicendo? Allora, l'ordinanza di ieri riguardante i centri estivi si parte da lunedì 8 giugno, quindi tra pochissimi giorni. Il Presidente ha voluto evidenziare che dopo aver fatto delle richieste precise al Governo e essere trascorsi 10 giorni senza aver avuto alcuna risposta, non ha potuto far altro che agire autonomamente, quindi come Regione, e quindi lasciare campo libero alla fascia 03 e quindi poter riaprire i nidi, visto che ormai tutti i gestori si sono organizzati e sono prontissimi alla riapertura, e anche dare una risposta alle tante famiglie che stavano aspettando per questa fascia delicata, naturalmente con tutte le precauzioni del caso e tutte le norme di sicurezza, quindi distanziamento, un tot di bambini per ogni insegnante e tutto quello che già sappiamo. Però la notizia importante è che anche questa fascia potrà ripartire da lunedì 8 giugno. E un'altra cosa è stata la riapertura anche delle sale gioco, proprio sia per bambini che poi per adolescenti. Invece volevo dare un'altra notizia importante per i cittadini che riguarda il trasporto, perché sempre da lunedì 8 giugno ACTV, in base agli accordi che sono stati raggiunti con i sindacati e l'amministrazione comunale, incrementerà ulteriormente il servizio di navigazione e quello automobilistico urbano ed extraurbano. Ci saranno delle novità anche per la rete Venezia Unica, che potenzierà il servizio dei punti vendita, e dunque anche questa è una notizia importantissima per il trasporto pubblico. Si riparte passo dopo passo, e da lunedì ci saranno incrementate queste corse che erano state soppresse proprio in questi mesi. Dunque tante le novità, una ripartenza che sta avvenendo lentamente, ma quello che conta è che stia avvenendo, perché è importante dare anche dei segnali forti. Assolutamente. Ilaria, ti ringrazio, ti lascio prendere posto all'interno dell'unità di crisi con Sandro Ponchio. Grazie per tutti gli aggiornamenti. Buon lavoro. Grazie. Grazie a Ilaria Marchiori. Continueremo dopo la pubblicità a parlarvi di questa ripartenza e di quello che anche Ilaria poco fa ha definito come un periodo di lenta transizione verso la normalità. A dopo.
Di nuovo in studio, in diretta per proseguire il nostro racconto della giornata. Prima di collegarci con il nostro nuovo ospite e parlare di economia, dobbiamo darvi conto di quello che è successo ieri sera alla Camera, perché è stata votata la fiducia al decreto scuola dopo un'ampia discussione. Oggi l'esame del decreto prosegue in Parlamento, è un decreto molto atteso, si va ovviamente verso la riapertura a settembre con tutte le garanzie che ci devono essere sul fronte della sicurezza per i più piccoli, quindi distanziamento, si pensa anche all'utilizzo di tensostrutture esterne, pareti divisorie tra i banchi, visiere, quindi dotare gli alunni, i docenti di visiere protettive. Sembra ci sia il no ai doppi turni, quindi non ci sarà il doppio turno che inizialmente era stato annunciato per lo svolgimento delle lezioni che dureranno meno, dureranno circa 40 minuti. Resta però il nodo delle risorse, anche per questo i sindacati hanno confermato per l'8 di giugno hanno confermato lo sciopero nazionale. E parliamo di scuola e andiamo nel Padovano, perché c'è un'iniziativa molto interessante da parte di 3 amministrazioni comunali dell'Alta Padovana che festeggeranno, nel modo che adesso vi raccontiamo, l'ultimo giorno di scuola, perché domani è l'ultimo giorno di scuola. Le aule hanno lasciato spazio a cucine e salotti, il computer è diventato la nuova lavagna. Finisce l'anno scolastico in Veneto e tanti studenti non si rivedranno. Per questo 3 comuni dell'Alta Padovana hanno organizzato salute in sicurezza per i ragazzi di quinta della primaria e per quelli di terza media. A Loreggia appuntamento sabato 6 giugno al Parco Vollenborg dalle 8:30 alle 12. Qui a gruppi predefiniti arriveranno i ragazzi che dovranno avere mascherine igienizzante e potranno essere accompagnati da un solo genitore. Campo sportivo e parco della frazione di Murelle per gli studenti di Villanova di Campo San Piero per il saluto dell'amministrazione comunale ai ragazzi sempre sabato mattina, saluto possibile solo in caso di bel tempo. A Villa del Conte il sindaco e il consigliere delegato aspettano le classi quinte in comune, mascherina, coprire il volto e distanza di sicurezza da rispettare insieme alle insegnanti. E quindi adesso, rimanendo sempre sul tema dei più giovani, dell'istruzione, si apre tutto il tema dei centri estivi. Ne abbiamo parlato poco fa con Ilaria Marchiori, c'è l'ordinanza regionale del Veneto che va ad aprire i centri estivi anche per la fascia 0-3 anni dall'8 di giugno, ma vediamo cosa succederà a Bagnoli di Sopra, perché a Bagnoli di Sopra l'ex base che alcuni anni fa era nel centro della polemica, era finita nel centro della polemica per la questione dei migranti, diventerà un centro estivo. La base ha avuto negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, una trasformazione importante perché è stata sede di un telefilm, una serie televisiva con il regista Luca Guadagnino. Una base nuova e rivoluzionata rispetto a quella che per 3 anni, dal 2015 al 2018, arrivò a ospitare oltre 1000 migranti in situazioni disumane. La serie TV girata da Luca Guadagnino le ha regalato una nuova vita. Ristrutturati gli spazi interni ed esterni, ecco che San Siro diventa il luogo ideale per ospitare centri estivi per bambini e ragazzi ai tempi del coronavirus. Alloggi accoglienti, un salone lungo 50 metri, persino una piscina all'interno. L'impianto della piscina che sarà aperto da fine giugno e quindi chi partecipa ai centri estivi potrà usufruire anche dell'impianto natatorio. Ecco. E c'è un campo da calcio in sintetico e una pista di atletica, un campo di pallavolo, pallacanestro, anche spazi verdi. Una pagina diversa quella che stanno vivendo gli abitanti di Bagnoli, che hanno avuto anche occasioni lavorative dalla serie TV girata all'interno dell'ex base di San Siro. Da quando si è chiuso definitivamente il portone del lab, ecco, è iniziato questa rivoluzione. Ma io
quello che ci tengo a precisare è che tutto lo abbiamo fatto abbastanza con tranquillità, cogliendo al massimo le occasioni che sono arrivate, sono giunte. E adesso lo spettacolo continua. Parola di sindaco. La collaborazione con questa casa cinematografica non è terminata e si prevede, noi ci auguriamo, che possa continuare anche per gli anni futuri. E ritorniamo a parlare di economia con il nostro nuovo ospite Matteo Ribon, direttore della CNA del Veneto. Buongiorno Ribon. Buongiorno a voi, buongiorno. Ribon, i temi sul tavolo sono tantissimi, lo abbiamo sentito in apertura di diretta straordinaria anche dal sottosegretario all'economia Baretta. Dovrei farle tantissime domande, ma comincio dalla cronaca. Ieri il Veneto è stato sconvolto da un'altra, l'ennesima inchiesta contro la criminalità organizzata. Ci sono stati 23 arresti, si torna a parlare di infiltrazioni mafiose a nord-est. Che effetto fa continuare a leggere queste notizie? Purtroppo è l'ennesima inchiesta che sfocia in una triste pagina per il nostro territorio, ma è l'ennesima, e quello che vorrei dire è che dobbiamo sempre stare attenti e alzare sempre di più la guardia, perché questa situazione qui ormai viene avanti da anni e le infiltrazioni mafiose purtroppo nel nostro territorio sono state presenti nel corso degli anni, e non dimentichiamoci che siamo stati nella storia anche una delle prime regioni del nord ad avere appunto avuto una mafia locale che non dimentichiamo. Adesso la mafia è cambiata. È una mafia che è diversa perché da quello che possiamo vedere, da quello che leggiamo, si infiltra negli aspetti economici, negli aspetti legati al tessuto produttivo della nostra regione, e quello che noi dobbiamo cercare di fare sempre di più è collaborare con le istituzioni e fare in modo che i nostri imprenditori non si sentano da soli, soprattutto in questo momento di difficoltà, e abbiano da parte del contesto e soprattutto anche di chi è in grado di fornire liquidità e credito l'attenzione che richiedono per evitare di cadere nelle mani di soggetti poco raccomandati che possono portare in qualche maniera anche tutto il tessuto a terra e creare ulteriori danni. Tra l'altro, Ribon, lei ha fatto riferimento alla Mala del Brenta, sempre la cronaca ci dice che Felicetto Maniero è stato condannato proprio nelle scorse ore per maltrattamenti nei confronti della compagna. Il Tribunale di Brescia lo ha condannato a 4 anni. Il PM ne aveva chiesti 6, lui si è sempre difeso dicendo: ma hai dato calci e pugni a Marta, quindi la compagna, solo qualche leggero schiaffetto. Quindi diciamo che Maniero in questi mesi è ritornato all'onore delle cronache per fatti ancora poco edificanti. Detto questo, Ribon, ci sono gli anticorpi all'interno del sistema economico veneto per fronteggiare queste infiltrazioni, e soprattutto in un momento come questo, con le aziende già spossate, il tema dell'accesso al credito come va affrontato? Allora, gli anticorpi vanno alimentati sempre, continuamente, cioè non siamo immuni da nessuna rispetto ad altri territori, non siamo immuni da nessuna infiltrazione e da nessuna penetrazione da parte delle organizzazioni criminali. Per fare questo servono 3 operazioni da mettere in campo. La prima, quella che dicevo, cioè le istituzioni devono essere attente a questa situazione qui e cercare di mettere in campo tutto che è quello possibile nelle proprie disponibilità per evitare che gli imprenditori e le imprese possano sentirsi da soli e in qualche maniera preda di facili intromissioni economiche da parte di organizzazioni criminali. La seconda è quella che riguarda le banche, e poi anche il ruolo che noi possiamo giocare dal punto di vista dei confidi, che sono degli intermediari utili a una relazione col sistema bancario.
Ecco, qui c'è ancora molto da fare, l'abbiamo visto anche con la partita relativa ai finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia sui 25.000 euro, anche sopra i 25.000 euro. Non ci possono essere ritardi così lunghi, cioè il tempo è una variabile importante. Quando c'è il problema di richiesta di liquidità e di richiesta di accesso al credito, bisogna trovare gli strumenti più immediati possibili, perché altrimenti più passa il tempo e più il rischio è che qualcuno si faccia abbindolare, per dire un termine per capirci, insomma, abbindolare da facili supporti che dietro nascondono delle grandi insidie e delle grandi problematiche. La terza questione, che comunque è grande ed importante, che dobbiamo affrontare, è che dobbiamo dare un piano di rilancio, una politica industriale che affianca una visione di futuro, altrimenti restiamo ancorati all'emergenza e rimaniamo ancorati all'emergenza, quindi magari diamo dei finanziamenti o dei supporti a pioggia che però non risolvono una visione a medio-lungo termine e non danno fiducia agli imprenditori. E quindi Rivon fa bene il Premier Conte ad annunciare e avviare gli stati generali dell'economia? La convince questa strada intrapresa dall'esecutivo? Allora, sull'annuncio siamo perfettamente d'accordo e siamo anche disponibili a fare la nostra parte a livello nazionale con il supporto anche del lavoro che facciamo nel territorio, e noi siamo in un'area che sicuramente ha molto da dire. Poi bisogna vedere le carte, perché il problema rimane sempre quello: che cosa ci mettiamo dentro a questa idea di sviluppo, di rilancio del paese? Ci possiamo mettere dentro un'idea di politica industriale? Ce lo dobbiamo mettere questa idea qui. Su cosa si può basare questa idea di politica industriale? Può essere legata al tema della sostenibilità, di un Green New Deal, è un tema molto interessante. Anche l'unica partita veramente di rilancio che è stata inserita nel decreto rilancio è quella che riguarda le ristrutturazioni, l'ecobonus e il Sima bonus, che si incastra benissimo con questa idea qui. Poi noi abbiamo altre filiere importanti che vanno rilanciate. Il manifatturiero del Made in Italy è l'altra grande filiera su cui dobbiamo crederci. E quando noi diciamo crederci, vuol dire che anche l'operazione di reshoring e l'operazione di alimentazione delle filiere che hanno fatto grande la capacità manifatturiera dell'Italia, le dobbiamo sostenere fino in fondo, tenendoci le maestranze e costruendone di nuove maestranze. Non possiamo pensare che gli studenti, i ragazzi pensino ad avere una prospettiva all'estero e basta. Dobbiamo trovare degli spazi per farli restare in Italia e capire che adesso è il momento di ricostruire anche l'Italia. Per fare questo partiamo dai nostri punti di forza e uno di questi è anche appunto tutto l'ambito manifatturiero. Quindi bene gli stati dell'economia, tenendo conto che ci sono due questioni strutturali che dovremo affrontare, che sono la burocrazia e il fisco, perché quelle incagliano qualsiasi cosa, e poi andiamo nel merito delle proposte. Da dire ce ne abbiamo, se ci ascoltano noi le proposte le facciamo. Certo, ma c'è sempre l'impressione in generale di essere all'anno zero, quindi di dover sempre ricominciare tutto da capo e ripetere sempre le stesse cose. Mi pare di capire che questo è un po' il vostro timore. Vorreste una discussione un po' più matura e avanzata? Sì, lei ha evidenziato un elemento che è tipico dei ragionamenti che sono stati fatti questi anni. Cioè, ricominciamo sempre da zero, ogni volta cambiamo governo, cambiamo impostazione, eccetera, ricominciamo da zero. Ed è quello che ci frega rispetto ai nostri competitor europei e internazionali, che a prescindere vanno avanti sulle operazioni, perché sono operazioni a medio-lungo termine. Quello che facciamo oggi non avrà effetti nel giro di qualche mese, se parliamo di rilancio industriale. Guardate l'area di Porto Marghera, tanto per fare un esempio. Se vogliamo ripensare un'area così importante, non possiamo pensare a cosa facciamo fra un anno, fra qualche mese. Dobbiamo pensare a come sarà lo scenario fra 10-20 anni. E quando abbiamo individuato lo scenario, andiamo avanti, a prescindere dai cambi che sono normali. Insomma, in politica siamo una democrazia, abbiamo la necessità di dare cambio anche alle forze politiche, alle maggioranze, quello che
che deve essere fatto, ma il progetto strategico del paese che va portato avanti, e su questo ogni volta latitiamo perché ricominciamo come da zero. Stati generali, quella volta Napoleone li aveva convocati per ricominciare da zero, e esatto. poi ogni volta ricominciamo sempre dagli stati generali, che sono un'immagine anche interessante, però dovremmo fare qualche passo in avanti. Diciamo che ogni volta è come la prima volta, ma a parte le battute, ieri la CNA del Veneto ha diramato alcuni dati shock. Diciamo che in questo periodo i dati sono sempre shock, purtroppo, sul turismo. La provincia di Treviso ha un meno 66%, questo è un dato previsionale che riguarda tutto il 2020. Verona e Venezia fanno addirittura peggio, parliamo di due distretti turistici importantissimi, di due città d'arte internazionali, insomma Venezia meno 72, Rovigo con il Delta meno 67, meglio fanno Belluno e Padova. Il turismo è stato per lungo tempo un grande assente tra i settori in qualche modo anche presi in considerazione dal governo. Il turismo invece è una grandissima opportunità economica e di rilancio. E noi tenete conto sempre che noi siamo la prima regione d'Italia con oltre 20 milioni di turisti nel 2019. Costituisce più del 10% del nostro PIL, quindi fino adesso ha fatto la forza del nostro territorio ed è uno degli asset strategici anche per il contesto internazionale. Allora, la questione del coronavirus evidentemente ha segnato e segnerà una battuta d'arresto, ma è l'occasione per concepire un'idea di turismo non subita, ma costruita. Cioè noi siamo stati fortunati fino adesso abbiamo avuto anche delle capacità di comunicazione, di valorizzazione, però se pensiamo a Verona, se pensiamo a Venezia, abbiamo vissuto anche sugli allori, perché avevamo flotte, centinaia di migliaia di turisti che non vedevano l'ora di venire qui, e quindi noi in qualche maniera eravamo fermi e li accoglievamo a braccia aperte. Adesso abbiamo la necessità, vista quello considerato il fermo e quello che succederà nei prossimi mesi, perché noi non vogliamo dipingere uno scenario negativo, ma vogliamo fare una fotografia con l'obiettivo di dare degli stimoli per rilanciare. E per noi il turismo è tutto l'indotto, ci sono centinaia di migliaia di imprese, oltre alle 35.000 che direttamente in Veneto lavorano nel comparto turistico, che sono l'indotto e il volano di tutto questo settore. Se vogliamo ripartire da qualcosa, proviamo a ripartire da una valorizzazione del territorio, per cui non solo le città d'arte, non solo le spiagge e la montagna che sono conosciute a livello internazionale, ma anche dai nostri italiani e dai veneti. Proviamo a entrare nel dettaglio del territorio, abbiamo tante opportunità, certo. Opportunità anche che sono più legate a una dinamica slow, che valorizza l'artigianato, che valorizza i contesti di attenzione al territorio. È un'occasione, se vogliamo costruire un'idea di turismo diverso, perché non è che arriverà il turismo di prima in brevissimo tempo, non arriverà in brevissimo tempo, arriverà un po' alla volta. Allora nel frattempo proviamo a elevare la qualità delle operazioni, costruire dei percorsi più strutturati che consentono di mantenere le persone di più all'interno del nostro territorio. E noi abbiamo detto anche un'altra cosa, diciamo anche ai veneti e agli italiani: quest'estate venite e restate in Veneto, perché abbiamo tanto da scoprire e tanto anche per valorizzare, grazie alle nostre piccole risorse economiche di ognuno di noi, il nostro territorio. Tra l'altro Ribon, citando proprio lo studio della CNA, voi avete detto che serviranno 3 anni per ripartire, quindi bisogna prepararsi a un lungo inverno e aguzzare quindi l'ingegno. Tra l'altro voi avete lanciato un appello alla Regione non solo per quanto concerne lo studio di una campagna promozionale
improntata al turismo chilometro zero e quanto ha detto prima, ma anche perché attivi aiuti a fondo perduto per gli affitti. È così? È così perché in questo momento vanno preservate le attività e dicevo le maestranze, le competenze che sono all'interno di questa filiera. Se saltano queste attività e queste maestranze, il rischio è che poi si faccia difficoltà a ricostruire una proposta qualificata. Dobbiamo tenere sempre conto di questo, cioè quando noi perdiamo operatori qualificati, quando perdiamo aziende che da anni sono sul territorio e si occupano di un settore, perdiamo non solo l'azienda in sé, ma perdiamo delle competenze che dopo è difficile ricostruire, molto difficile. E Ribon, perfetto, grazie, è stato chiarissimo come sempre. Buon lavoro a Matteo Ribon, direttore della CNA del Veneto. Zaia in anticipo rispetto alla tabella di marcia, ci colleghiamo subito con Marghera. Un punto di riferimento nazionale e internazionale, perché comunque i numeri che abbiamo avuto sulle terapie intensive e il governo delle terapie intensive la dice lunga su come sia stata gestita anche questa partita. Ma lascio la parola poi al professor Navalesi, che sarà anche a disposizione dopo un breve intervento anche per delle domande. Passerei subito a presentare il bollettino di oggi, in modo tale che poi recuperiamo nei tempi. Allora, il totale tamponi sono 720.533, sono 13.099 tamponi più di ieri. Le persone in isolamento continuano a calare, sono 1.145, vi avevo detto che nel giro di una settimana, 10 giorni andavamo a zero, vedete che sta calando vorticosamente, abbiamo delle giornate anche con meno 250 persone, meno 80 comunque rispetto a ieri. Il numero delle persone positive nel nostro bilancio veneto è 19.174. Ieri erano 4 i positivi in più, oggi sono 6. Quindi se voi rapportate il 6 ai 13.000 tamponi, facciamo un vuoto per pieno, vuol dire che è lo 0,3 per 1000, giusto? 6, 6, 12 più o meno, anzi meno ancora, più 0,3 per 1000. E questo vi dà una dimensione del livello di contagio. 0,3 per 1000 vuol dire che in via teorica una piazza di 3.000 persone potenzialmente ha quasi un contagiato. I ricoverati in area non critica sono 347, dei quali vi ricordo solo 96 sono Covid sui 347. Eccole qui le terapie intensive. Il professor Navalesi riuscirebbe a farci una lezione su questo e mi perdonerà. Sono 20 in tutto il Veneto, meno 1 rispetto a ieri come vedete. Abbiamo solo 2 Covid, 2 pazienti Covid sui 20. Quindi in teoria noi abbiamo sostanzialmente ripulito le terapie intensive dalla partita del coronavirus. Avevamo centinaia di malati qualche settimana fa, insomma un mese fa, più di un mese fa. I dimessi in totale in Veneto sono 3.418, più 15 rispetto a ieri. La nota dolente al totale dei morti 1938, sono più 4, di cui morti in ospedale 1389 e i 4 decessi li abbiamo avuti ovviamente tutti in ospedale. I nati sono 91, nelle ultime 24 ore in Veneto sono nate 91 persone. Allora guardate, questo è un bollettino che conferma il trend in discesa, le curve che abbiamo visto e il modello matematico che stiamo seguendo, fatto in casa, è seguito dall'assessore Bottacin, ma è fatto in casa, fin dal primo giorno, proprio quando si dice no, in house, qua c'è proprio veramente in house, qua non c'è proprio nulla venuto da fuori, e direi che funziona, perché se ci pensate il modello che avevamo a febbraio, vi ricordate che vi dicevo avremmo gli ultimi pazienti residuali
alla volta dei primi di luglio, ma accadrà proprio questo, che avremo 1, 2, 3 pazienti verso fine giugno, ma diciamo la grande scrematura sta avvenendo ed è anche avvenuta in buona parte. Avete visto l'ordinanza di ieri, vi confermo che c'è molto interesse rispetto all'apertura delle scuole per l'infanzia, quindi della 0-3 anni. E vi dico anche che stiamo lavorando anche sulle altre linee guida, teatro, cinema ce l'abbiamo già, sta lavorando sulle altre linee guida riferite ad esempio al mondo degli spettacoli, le discoteche, le case da gioco, abbiamo già linee guida, abbiamo in redazione quelle dei casinò e questa sarà un'ulteriore ordinanza che andremo a stilare, però ci riserviamo ancora di vedere l'evoluzione del contagio in queste ultime giornate, insomma in questo frangente settimanale. In generale l'invito che faccio sempre è quello di dire ai cittadini di portare la mascherina nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti dove c'è assembramento, dove ci sono più persone. I cittadini mi dicono cosa vuol dire assembramento? L'assembramento non è che lo dobbiamo codificare con un'ordinanza, l'assembramento è la coda al supermercato, l'assembramento è la coda all'ufficio postale, in un ambulatorio, l'assembramento è l'attesa fuori da un negozio di qualsiasi natura, insomma dove comunque non si riesce a garantire una distanza sociale che sia superiore al metro. Noi pensiamo che si possa chiudere definitivamente questa partita con il mese di giugno. Lo dico da un punto di vista di ordinanze di apertura, vi ricordate abbiamo ancora le sagre, le fiere, insomma tutte quelle attività. Noi ci siamo dati come benchmark giugno per chiudere tutta la partita delle ordinanze, con una fase intermedia che è quella del 15 giugno per alcune attività tipo gli spettacoli. Però ci riserviamo di vedere ovviamente questo fine settimana, all'inizio della prossima, per vedere anche l'evoluzione. Siamo preoccupati del fatto che ancora non c'è chiarezza sull'apertura delle frontiere. Guardate, la partita delle frontiere è una partita importante, noi siamo dell'idea che le frontiere debbano essere aperte. Vi ricordo che il Veneto, e non è, come si può dire, una visione meramente speculativa di dire noi vogliamo far soldi, punto e basta, no, con molto senso di responsabilità, anche perché siamo quelli che hanno seguito responsabilmente in questi 105-106 giorni il coronavirus. Con altrettanta responsabilità vi dico che io non ho nessuna intenzione di rifar piombare il Veneto nelle settimane buie di marzo, poi il professor Navalesi ve ne parlerà. Io ho compiuto gli anni il 27 marzo, è stato forse il peggior compleanno della mia vita, cioè avevamo il picco delle terapie intensive, avevo in mano un modello matematico che mi diceva che da lì a pochi giorni potevamo arrivare a 600 malati Covid nelle terapie intensive del Veneto, quindi massima responsabilità, però le frontiere vanno aperte. Ancora non c'è nessun segnale, è inammissibile, è incomprensibile che i fratelli austriaci che fanno parte delle nostre famiglie, cioè avete visto 2 turisti al Cavallino che hanno detto da 40 anni che veniamo qua e sono tornati anche per il 40° anno, no? Cioè voi capite che non c'è, cioè ormai c'è un unicum, no, con queste comunità. L'Austria è una di quelle, come la Germania. Pensare che abbiano dei governanti che invece remano contro vuol dire che non hanno neanche capito, in barba al contratto sociale e alle idee di Rousseau, non hanno neanche capito cosa voglia dire rappresentare i propri cittadini. Noi non siamo gli untori d'Europa, anzi poi so che il professor Navalesi potrà dirvi anche dei riferimenti personali che lui ha di altissimo valore scientifico rispetto alla Cina. Cioè noi abbiamo avuto il demerito, o meglio la sfortuna, ma anche il grande merito di aver provato il coronavirus in nome e per conto del resto del mondo occidentale, perché siamo stati i primi. E quindi molte delle buone pratiche di terapia intensiva, di malattie infettive, delle subintensive, noi abbiamo messo in piedi 1200 letti di subintensiva, non se ne parla mai, i caschi, i CPAP e tutte le attività che facciamo, e i Covid Center eccetera. Noi li abbiamo sperimentati, selezionati, decisi quando ancora non c'era il libretto uso e manutenzione del Covid, non c'erano le istruzioni per l'uso. Vi ricordate il dibattito quando
io ho deciso di chiudere Schiavonia. Sembrava una follia, no? Ne abbiamo chiusi altri 9 poi, oltre a Schiavonia, di ospedali per dedicarli ai Covid Center. Voi pensate che chi è arrivato dopo 20 giorni, un mese, 3 settimane, si è ritrovato già uno storyboard, no? Dice, boh, si fa così perché quando arriva devi fare i tamponi, devi mettere le mascherine, devi mettere in sicurezza, devi fare magazzino, i respiratori, e devi capire che i pazienti, se puoi, li devi curare a casa con l'idrossicloridina e quindi con l'antimalarico. I protocolli sperimentali, 8 protocolli sperimentali, avete visto la professoressa Tacconelli che è venuta qui, inviterò la dottoressa Catelan, altra colonna delle malattie infettive, e poi altri professionisti, perché è giusto rendere omaggio a coloro che comunque hanno fatto la differenza. È fondamentale questo. Però le frontiere devono essere aperte. Non esiste che stiamo lì a pettinare le bambole. Non esiste che stiamo lì a pettinare le bambole. Perché? Io capisco che c'è sempre qualcuno che si agita, però ragazzi, lo vedete anche voi, 0,3 per 1000 l'incidenza di contagi sui tamponi fatti. La virulenza, definiamola così, che non è più quella di prima. Perché il virus c'è, è innegabile che c'è il virus, no? Ormai lo dicono tutti i clinici, il virus c'è, perché se becco 4 contagiati vuol dire che il virus c'è. Ma 4 contagiati nelle settimane di febbraio-marzo lasciati liberi, abbiamo visto cosa creavano. Oggi vediamo che la virulenza, come c'è uno dei concetti della virologia, la virulenza è sicuramente meno aggressiva di come lo era prima. Le motivazioni non ve le so dire, no? Perché ogni volta che vi dico, vi faccio la lista delle motivazioni, poi c'è sempre qualcuno che prende quella che fa più polemica. Ci sono molte idee e nel rispetto del mondo scientifico di certo non vengo io a dirvi qual è la soluzione, però la scienza ci insegna anche di avere apertura mentale, no? Perché chi fa ricerca non è che può andare con un'idea e batte la testa contro il muro finché la sua idea non è confermata, cioè va e poi studiando, sperimentando si amplia. E quindi veramente invito il governo di fare in modo che si aprano le frontiere. Per quanto riguarda il rapporto tra regioni, è un rapporto solido, stiamo lavorando bene tutti assieme, si è consolidato peraltro un grande gruppo di lavoro con i colleghi presidenti. Avete visto che abbiamo risolto anche gli ultimi aspetti delle patenti di immunità o quant'altro, e si va verso una direzione, insomma, che l'Italia è pronta per come si può dire, fra virgolette, accogliere tutti i turisti che vogliono venire qui da noi, e siamo attrezzatissimi e siamo pronti anche per partire con un piano di promozione, ma verrà l'assessore Caner a rappresentarvelo. Domande che poi vi presento il professor Navalesi. Benedetta Tosato, per ora. Buongiorno Presidente, ho 2 domande politiche. La Prego. prima, intanto, il Partito Democratico questa mattina ha fatto una conferenza stampa per chiedere 2 cose sostanzialmente. Una è che lei, Presidente, dica una parola chiara rispetto alla volontà o meno di accedere al MES e quindi ai 3 miliardi che potrebbero essere riservati a questo territorio, complessivamente parlando, non solo per l'ospedale di Padova ma anche per altre eventuali operazioni sanitarie. La seconda è la richiesta di revocare la delibera che anticipa al 30 giugno la revisione dei posti letto. La delibera di metà maggio che... Ecco, allora se potete rispondere su questo, nel senso che si parla di un taglio di 660 posti letto nell'attività straordinaria, i pazienti a extraveneto, e un aumento invece di 270 posti per il privato. Grazie. Ma guardate, questo lascio all'assessore Lanzarin, che è efficientissima, segue bene la sanità, ha dimostrato in questi anni, insomma, di non aver mai fatto casini. E quindi anche non voglio sentir dire che si tagliano i posti letto, perché chi dice queste robe qua non conosce neanche il DM70. Ogni tanto salta fuori qualcuno che dice ma la Regione Veneto ha tagliato posti letto. No, la Regione Veneto si è adeguata a un decreto ministeriale 70 come tutte le regioni italiane, che prevede un tot di posti letto 3 per 1000 se non ricordo male, 3 per 1000 che più 0,5 di riabilitazione, e sono parametri nazionali ai quali si debbono assoggettare tutte le regioni. È come la fandonia che avevamo dimezzato le terapie intensive prima del Covid. Allora, capite che se uno non sa leggere neanche le tabelle, questo è un problema che non è mio. Detto questo, rispetto
al MES. Il MES vorrei dire che non lo decide la Regione del Veneto o la Regione italiana, deve decidere il governo se lo vuole accettare o no. Quindi ci dicano se lo accettano, punto e basta. E questa... Ma guarda, io ti ho sempre detto, esprimo la mia considerazione quando vediamo i vincoli che ci sono. A tutt'oggi vedo che c'è un andare e vieni di andare e venire di notizie spesso contrastanti su questa partita. Non ne faccio una polemica, ma è come se qualcuno venisse a dirvi, cioè andasse in un comune e dicesse lei accetta i fondi comunitari POR, e il sindaco ti risponde chiedetelo a Zaia, è lui che li chiede l'Europa, no? Cioè, dopo quando Zaia ce li ha in cassa, allora vi dico quali sono le condizioni per girarli alla regione. Ma a tutt'oggi noi, guardate, sia sui 172 miliardi di euro, ma non faccio polemica, cioè certo che bisogna essere disperati, perché se l'unica domanda che sai fare al Presidente della Regione è del MES, infatti a casa saranno lì tutti preoccupati a pensare cosa rispondo sul MES, cioè, ma io non ho neanche capito che problema è. Cioè, se il governo, è un problema del governo, decide di portarseli a casa, vorrà dire che il governo ha deciso che sono un affare, punto. Mi avete mai sentito contestare modalità o quant'altro? Ma non spetta a me decidere del MES. La seconda e ultima domanda, in queste ore fanno discutere le parole di Pierluigi Bersani pronunciate ieri sera in un programma televisivo, quando ha detto se ci fosse stato il centrodestra al governo non sarebbero bastati i cimiteri. Come commenta queste dichiarazioni? Ma guarda, premesso che davanti a tutti questi morti io avrei evitato, dico che ci vuole rispetto per i morti, rispetto per le persone che hanno sofferto, e poi ve lo dirà il professor Navalesi cosa significa il post-Covid per molti pazienti che sono passati per le terapie intensive. Spero che sia solo un'infelice uscita. Dopo, sapete, in Veneto c'è un detto, prima di parlare tasi, e penso che sia sempre buon adagio. E Filippo Tosato e poi la collega. Sì, buongiorno Presidente. Per ricapitolare un attimo, buongiorno, anche per magari per dare qualche certezza in prospettiva alle categorie. Se ho ben capito, per il 15 potrebbe essere la volta degli spettacoli, quindi di teatri e cinema. C'è un sacco di occupati che non... Certo. E poi abbiamo tutto il tema del gioco, anche lì ci sono migliaia di persone, soprattutto stagionali, ragazzi, ragazze, cioè, vi ho detto ieri che non lega da qualche parte che qualcuno dice Zaia difende il gioco. Io non entro nel merito e rispetto le idee di tutti, ma queste sono attività autorizzate, fra l'altro sono anche, come si può dire, vivono di agio statale, cioè nel senso che girano pari pari e quindi danno anche gettito fiscale. Quindi diciamo il 15 possiamo indicarlo come data indicativa. Indicativa. Poi seguiranno entro il mese... La chiusura entro il mese di quello che sono i grandi assembramenti, che sono, se possibile, fiere, spettacoli, sagre e tutte ste robe. E anche, abbiamo detto, sale da gioco, sale bingo e casino entro il 15. Sì. Ecco. Io direi che se riusciamo, se i dati epidemiologici vanno nella direzione giusta, di chiudere la partita delle autorizzazioni per fine giugno. Per fine? Sì. Ecco. Poi con la gradualità ad arrivare a fine giugno, ma per fine giugno. Diciamo che se i dati fossero quelli di oggi, sarebbe possibile. Se si conferma la situazione, sì. Io avrei anche, non tanto una domanda, ma una segnalazione. Prego. Per l'assessore Lanzarin. Prego. Che è arrivata, mi sembra una cosa sensata. La responsabile di una comunità per bambini disabili, autistici e Down dice sostanzialmente grazie che ci avete dato la possibilità di ripartire, però i nostri bambini, i nostri ragazzi non riescono a rispettare la distanza e abbiamo anche esigenze di avere più educatori per gruppo, per ovvie ragioni. Forse uno ogni 5, no? Sono in difficoltà, sia per le distanze che per il rapporto, forse una riflessione andrebbe fatta, insomma. Te l'ho segnalata, no, Assessore, ma credo che il sembra... Presidente l'ha già detto, cioè le linee guida saranno in evoluzione in base all'andamento, anche rispetto, io credo, insomma, su questo
settimana prossima il gruppo di lavoro tecnico si ritroverà di nuovo e faremo delle valutazioni anche su questo. Anche perché scade il 20 giugno, fra l'altro, 21, cos'è il 21 giugno? Ne approfitterei, scusate, se rispondi anche alla Pedriva, così proseguiamo col resto. Cioè, non ho visto cosa hanno dichiarato il Partito Democratico, leggeremo le dichiarazioni per bene, poi daremo, ma comunque è sempre l'interpretazione che danno sui numeri, sui dati, insomma mi sembra che siano cose già note. Insomma, cioè quei numeri sono corretti comunque, quelli che dichiarano? Adesso le hai dette così, devo quindi capire un attimo che numeri stanno dicendo, ma poi li verifichiamo, però insomma mi sembra che sui posti letti insomma abbiamo a più riprese insomma già dato insomma le indicazioni rispetto a quello che veniva scritto, quindi lo faremo di nuovo. Altre domande? La collega che vedo sbucare, ecco. Scusi Presidente. Buongiorno. Mi segnalano, io sono solo portavoce di una domanda di una persona anziana che era abituata, c'è un problema insomma nella prenotazione presso le farmacie delle prestazioni ospedaliere, sì, oppure delle visite di cura eccetera, e anche dei pagamenti. Io ho fatto una verifica telefonando ad una farmacia abbastanza grossa a Mestre che di solito svolgeva questa attività e dice ci stiamo organizzando. Come mai c'è questo ritardo? Perché non glielo so dire. Perché il servizio c'è, non so cosa voglia dire ci stiamo organizzando, se è riferito a un problema aziendale della farmacia o della Ursula. Ha detto su Mestre, se dopo ci dà il nome della farmacia, sì, partiamo da lì e capiamo. E questa persona invece chiamava da Dolo e la stessa cosa aveva questa problematica. Guardi, c'è il dottor Dalben che sicuramente ci ascolta, sì, vediamo sì, se riesce a raggiungerci magari tramite l'assessore e darci una risposta rispetto a questo. Perfetto, ecco un'altra sempre da parte di persone che volevano una chiarezza. Io avevo già scritto, avevo già fatto questa domanda, anzi era stato lei Presidente che aveva assicurato che i nonni possono accompagnare, certo, i bambini. Volevamo una riconferma, sì, perché sì, poi sì, io ho fatto il titolo, se è venuto fuori un vespaio, qualcuno ha detto ma sarebbe meglio di no, allora le chiedevo no, abbiamo detto ove è possibile, nel senso che vuol dire che i nonni possono andare a portare i bimbi, lo dichiaro, ma c'è scritto nelle linee guida. Certamente, era solo una conferma, grazie. Prego. Ok? Sì, allora guardate, io vi ringrazio e vi passo la parola al professor Paolo Navalesi. L'ho anche spento. No, ma ogni tanto prende anche il suo quando parlo. E dopo parlate dell'app Immuni, qua è tutto. Allora dicevo, professor Paolo Navalesi, che è genovese, nato a Genova, e si è formato a Genova, si è specializzato alla scuola del professor Gattinoni, giusto, a Milano, e ha avuto esperienze internazionali, stiamo parlando di un guru della terapia intensiva, è stato 2 anni a Montreal, fra l'altro fra le sue esperienze, ha avuto, e mi farebbe piacere se magari questa mattina fa un accenno anche di qual è stata il ponte creato, e anche qui il mutuare le buone pratiche rispetto a Wuhan e ai colleghi che lui con i quali ha intrattenuto rapporti quotidiani. E è stato il primo a parlare, questo ve lo voglio dire perché poi lui magari il prof per modestia non ve lo dice, è stato il primo a parlare a livello nazionale del fatto che non si parlava solo di polmonite. Vi ricordate che siamo partiti con la polmonite, no? Vabbè che ne abbiamo sentite di tutti i colori, però il prof ne ha detta una che è assolutamente diventata una pietra miliare, cioè il tema delle trombosi e quindi il tema dei coaguli e tutto quello che ne conseguiva nella fase, nel durante e anche nel post guarigione, perché comunque poi lascia dei postumi. Quindi senza star qui a tirarla lunga, il prof è ordinario di anestesia e rianimazione all'Università di Padova, è direttore della scuola di specializzazione di anestesia e rianimazione all'Università di Padova ed è direttore dell'Istituto Anestesia e Rianimazione sempre a Padova. Il prof è stato il nostro faro per quanto riguarda tutta la politica che in questi 105 giorni, diciamo nella fase soprattutto quella del pathos, della preoccupazione, è stata la presa in carico e poi fare quelle che erano le linee guida nell'atteggiamento di cura, di presa in carico dei pazienti più problematici.
professor Navalesi rappresenta, diciamo, la fase più critica del paziente, perché il paziente che esce dalle malattie infettive in maniera problematica passa per le subintensive e poi ha, diciamo, l'ultimo traguardo da passare è quello della terapia intensiva, e quindi pazienti problematici, pazienti ai quali si salva la vita, perché senza terapia intensiva sono pazienti che muoiono, ma soprattutto vorrei ricordare pazienti sintomatici con il virus che si tagliano con il coltello, nel senso che l'emissione e la carica virale è una carica virale importante. Cedo la parola, prego. Sì, innanzitutto ringrazio il Presidente e l'Assessore per il cortese invito, mi fa molto piacere, adesso mi sento quasi confuso dalle parole, ringrazio davvero sentitamente, l'ho anche già fatto. La terapia intensiva rappresenta per alcuni versi la sconfitta del sistema, perché troppi malati in terapia intensiva significa che qualcosa non ha funzionato prima. Noi abbiamo avuto in Veneto al massimo un rapporto fra ricoveri totali e ricoveri intensivi del 20%. Se date un'occhiata, è probabilmente tra i migliori d'Italia, se non il migliore, adesso non voglio entrare nei dettagli. Oggi siamo come numero di positivi, sono 20 i totali Covid, ma i pazienti infetti sono 2, quindi oggi, così anticipo perché qualcuno mi farà la domanda, c'ha ragione il mio amico Alberto Zangrillo, clinicamente sta roba qui non c'è, perché 2 pazienti, vi garantisco che ho più pazienti con infezioni batteriche da multiresistenti, ma molti di più nella mia terapia intensiva di quanti non ne abbia tutta la regione per il problema del Covid. Quindi oggi il problema è sotto controllo, nessuno di noi ha la bacchetta magica, quello che possiamo fare è cercare di tenerlo sotto controllo con dei comportamenti virtuosi, però davvero dal mio punto di vista è una cosa dietro le spalle, insomma io sto già guardando avanti, ne stiamo facendo, parlano dei trapianti, tutto, insomma il Covid è niente in questo momento. Fatta questa premessa è stata una scommessa importante e raccontava il Presidente, è vero, io ricordo c'è lì la dottoressa Godnik, se non sbaglio, che mi fece un'intervista e le dissi guardi non è una polmonite, perché mi fece quella domanda. Io avevo appena finito una conferenza telefonica col collega di Wuhan, di cui sono amico per una serie di ragioni, che mi ha raccontato tutto quello che avevano passato. Noi stavamo iniziando, nello stesso giorno mi scrive Nicolas Hill da Boston e mi dice, amico caro, tu stai iniziando, mi dici che cosa devo fare? E gli ho detto, Nick, non lo so, noi abbiamo fatto così, vedi tu, ti saprò dire fra una settimana. Quindi in tutta questa cosa c'è stato un collegamento continuo. Io il 16 di febbraio ero a Berlino, abbiamo parlato di questa cosa, il 19 ero a Riyadh perché c'era una conferenza sulla MERS, che è il parente dei cammelli invece che dei pipistrelli, cose. E vi devo dire in tutta onestà che nulla di quello che è successo io me l'aspettavo, che non mi aspettavo quella patologia, che avrei scommesso su qualcosa che somigliava all'H1N1 e ho sbagliato in pieno, che ero pronto a fare 150 ECMO e ne ho fatti 2, e forse se devo dare così una visione, a un certo punto abbiamo iniziato a guardare noi intensivisti con occhi di bambino questa cosa, cioè come qualcosa che dovevamo guardare come una novità, come qualcosa che non ci apparteneva, e davvero è una cosa che io non avevo mai visto prima e spero di non rivedere più. Quello che devo dire, penso di averlo detto. Allora, Tosatto, Emiliano, Goldnik e poi proseguiamo.
professore, mi lasci dire che è di estremo interesse averla qui oggi per varie ragioni. La ringrazio, troppo buono. No, ma non è un salamelecco, è che finalmente si può entrare nel merito di quella che è stata proprio un cardine del contrasto medico al Covid. Allora, io ricordo che lei è stato citato in più occasioni durante questa cosa, ma io ne voglio segnalare due. Da una parte il direttore della sanità, Domenico Mantoan, l'ha citata perché ha detto: dal professor Navarresi io ho ricevuto delle indicazioni che sono state determinanti nel dosare i ricoveri dei pazienti, cioè usufruire di un ventaglio di cure, le semi-intensive, le malattie infettive, evitando di riempire i reparti di terapia intensiva, che anche pressoché raddoppiati in termini di posti letto, ma rischiavano la saturazione con gli esiti che sapevamo, e mi interesserebbe un suo focus su questo. Il secondo aspetto: a un certo punto ci fu una polemica nel bel mezzo che lei ricorderà, nel bel mezzo della crisi. Allora emerse una lettera che aveva anche lei tra i sottoscrittori, certo, che segnalava, credo riportasse un'indicazione della Società Nazionale degli Anestesiologi, mi correggono se sbaglio, e diceva: guardate che se l'emergenza non riusciamo a imbrigliarla, dovremo anche porci la questione di valutare le speranze di vita dei pazienti. Cioè, se i posti letto a un certo punto sono saturi, dobbiamo fare delle valutazioni. Questo suscitò un certo effetto, perché qualcuno magari frettolosamente disse: no, allora salviamo i giovani e le persone più avanti con l'età le sacrifichiamo. Ecco, ci fa il punto anche su questo. Certo, con piacere. Grazie. Allora, cominciamo dalla prima parte. Innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare il dottor Mantoan per queste parole. Io, tra parentesi, non lo sapevo, glielo dico con franchezza. La cosa è stata molto semplice. Io mi sentivo tutti i giorni coi colleghi di Milano, che stavano una settimana avanti a noi, non so se poi avanti è il termine giusto, peggio di noi, e abbiamo cercato di fare tesoro della loro esperienza, delle loro difficoltà, e devo dire prendere in considerazione quell'esempio. Noi a un certo punto ci siamo posti una domanda: dobbiamo valutare nella forbice della vita fra la migliore delle situazioni possibili e la peggiore. Io ho chiesto e mi è stato risposto dal dottor Mantoan: noi consideriamo la peggiore e poi speriamo nella migliore. Mi è sembrato un ragionamento sensato. Quindi noi abbiamo fatto tutti i calcoli giorno per giorno per programmare quello che dovevamo fare su quello che stava succedendo in Lombardia, né più né meno. Quindi un calcolo molto semplice, non è che ci fossero cose da scienza spaziale. Due, io sono stato richiesto, e l'ho fatto, di produrre delle linee guida, perché mi sembra le linee guida sono un sacco di parole spesso inutili. Ho scritto 2 flowchart. La prima è uscita a febbraio, dove ho preso semplicemente le indicazioni classiche nei confronti della patologia polmonare e le ho tradotte in una scaletta che chiunque potesse seguire. Devo dire col senno di poi qualche errore ce l'ho messo dentro, però sono errori che ho condiviso col mondo scientifico nazionale e internazionale, perché io mi sono consultato con tutti prima di scrivere quelle cose lì, non sono un parto del mio... E alcune cose oggi non le rifarei, ma del senno di poi sono piene le fosse. Il 2 o 3 di marzo in Azienda Zero c'è stata la riunione del CTS e abbiamo visto che per la prima volta eravamo sotto di 2 o 3 letti, cioè avevamo problemi a ricoverare pazienti. E guardi, non mi ricordo di chi è stata l'idea, non è cosa. E il ragionamento però che è stato fatto, direi che è stato un ragionamento condiviso e quindi non me ne assumo la paternità, è stato questo: in Lombardia hanno riempito le terapie intensive e in attesa di aumentare i posti letto
hanno gestito i pazienti nelle cosiddette subintensive, in unità spesso improvvisate, con procedure meno invasive, perché per fare la terapia intensiva servono dei letti che hanno una dotazione tecnologica che gli altri letti non possono avere. Allora, siccome mi stavo accorgendo, io lavoravo, facevo il giro tutti i giorni, che stavo ricevendo, per colpa del protocollo che avevo scritto io, che prevedeva il passaggio dalle malattie infettive alla terapia intensiva, io stavo ricevendo anche malati che potevano essere gestiti in una fase intermedia, e quindi ci siamo inventati, e lì però una parola, mi permetta, non è per piacere, abbiamo anche avuto il professor Vianello che nel giro di 2 giorni ha messo in piedi, a Milano si dice, perdonate, un cinema che voi non ve lo immaginate nemmeno, perché non c'erano, hanno aperto una marea di letti, hanno risposto veramente bene, quindi chapeau. Abbiamo semplicemente creato un'intercapedine fra le malattie infettive e i letti di terapia intensiva. Questo ci ha però permesso, uno, ho immediatamente cambiato le indicazioni. Se lei guarda, non mi ricordo che giorno di marzo, ma eravamo agli inizi, cambiano le indicazioni regionali e si introduce nel percorso di gravità la fase intermedia, e lì abbiamo fatto la differenza. Lei vedrà una forbice, guardi, se vuole, è un articolo che mi hanno richiesto da una rivista scientifica internazionale che abbiamo pubblicato anche con Azienda Zero, come ha risposto il Veneto al problema delle terapie intensive. Guardi, lì c'è la chiave. Noi in 2 giorni abbiamo una forbice fra necessità di ricoveri in terapia intensiva e letti disponibili. E le dirò di più, io come clinico non ho mai avuto il problema di non ricoverare un paziente perché non c'era il letto. E adesso vengo alla seconda parte. Posso dire una roba? Certo. No, lo vorrei dire perché sennò non c'è completezza dell'informazione, mi perdoni, sulla subintensiva. No, perché siccome poi c'è purtroppo sempre l'idea della sintesi di dire che quelli che governano non fanno nulla. Nel frattempo noi avevamo comprato CPAP, caschi per centinaia di postazioni. Cioè questa scelta sulle terapie intensive, che arriva giustamente dalla comunità scientifica, ha trovato i magazzini pieni di attrezzature che abbiamo comprato, e qualcuno diceva che eravamo folli a comprare tutta sta roba. Noi abbiamo comprato camionate anche quando non si trovavano. Io ricordo che sui CPAP forse viaggiavamo a 400-500 pezzi, quindi il magazzino c'è stato, abbiamo portato a casa un sacco di roba e quindi si è attivata questa scelta, se no non si faceva nulla. Confermo, perché noi il 20 di febbraio abbiamo mi è stata data una lista del materiale disponibile al Ministero, erano per lo più, non so, avanzi, frattaglie, per cui li abbiamo bocciati quasi tutti. Abbiamo preso tutto quello che era prendibile, di fatto poi a Padova abbiamo rifatto una rianimazione con i ventilatori, ma scegliendo solo cose che potessero avere una qualità. Io ho partecipato su richiesta della Regione alla richiesta e sono stato larghissimo, perché ho chiesto, mi hanno detto scenario peggiore. Prima che qualcuno, siccome io sono, avete pazienza, sono di Genova e quindi noi non ci fidiamo mai di nessuno, ci fu anche una casa farmaceutica che offrì un supporto. E attenzione, se voi andate a guardare le mie pubblicazioni, io sono l'inventore di un casco da ventilazione non invasiva e percepisco royalties perché ho venduto il brevetto. Poi ci tengo a dirlo, io nel trimestre del Covid ho avuto la metà delle royalties degli altri periodi, perché non ho ordinato un solo pezzo di quelli che mi davano royalties. Fate bene a dirlo. Ma guardi, qualcuno mi dice minchione, mi scusi il termine, però io siccome sapevo che un giorno o l'altro sta roba sarebbe stata un tir con cui faceva, per cui vi prego di verificare, i conti ve li posso produrre, tutto quello che vi ho detto a prova documentale, compresa la corrispondenza con Boston, non sto facendo, ho le mail.
Veniamo all'altro discorso. Mi viene richiesto di produrre un documento per la parte etica che era importante, non era triviale, non era un gioco perché in Lombardia ogni giorno venivano fatte delle scelte. Allora, la SIARTI, di cui io sono il responsabile scientifico, così eliminiamo l'altro conflitto di interesse, mi sottopone un documento di etica che dobbiamo emanare in un'ora. Il documento non ha nulla di sbagliato, è stato, a mio giudizio, l'ho detto alla Presidente, non me ne voglia, quindi lo posso ripetere, non è stato presentato bene ed è il motivo, non sono il solo, ed è il motivo per cui ho chiesto al direttore dell'anestesia di Belluno, che è uno dei fondatori, il dottor Davide Mazzon, del comitato di bioetica della SIARTI, e quindi ne sa infinitamente più di me, e al bioetico dell'ospedale di Padova, di darmi una mano, perché avevo bisogno di qualcuno. Io mi occupo di insufficienze respiratorie, poi un pochino l'etica la devo masticare perché fa parte del nostro lavoro, di darmi una mano a contestualizzare quel documento, perché ripetere l'errore di inserirlo in forma brutta, grezza, mi sembrava un errore imperdonabile a quel punto. Avevo già avuto le polemiche a livello nazionale. Se lei legge quelle 2 pagine, io ho fatto anche un'intervista alla dottoressa Zanetti, mi ricordo che è stata complessa, ho preteso, e devo dire, lei è stata molto cortese, ho detto, guarda, io l'intervista gliela do se controllo anche il titolo, perché siccome mi hanno fregato un paio di volte che ci sono scritte delle cose e poi nel titolo c'è scritto il contrario di quello che ho detto. Che diffidente, che diffidente, Madonna, che diffidenza. Guardi, le dirò di più. Recentemente un giornale nazionale, una persona gentilissima, cortesissima, aveva scritto un articolo in favore mio, guardi, se non controllo il titolo niente. Ma un giorno, se vuole, le faccio l'elenco delle famose trasmissioni nazionali a cui non sono andato perché ho paura di quelle situazioni. Io penso di essere uno che comunica per lavoro, sono un conferenziere. Però sa, trovarsi con un cantante a una trasmissione nazionale non è cosa mia, sono sicuro di perdere. Ecco. Ci ho detto, quel documento non ha niente di sbagliato e dice solamente una cosa che, se vuole, le firmo adesso, che esiste una proporzionalità delle cure ed esiste un'indicazione. Il mio primo decesso per Covid è stato un signore di 86 anni, con 5 comorbidità, e guardi che siamo andati a tanto così da farcela e abbiamo deciso, io e i miei collaboratori, perché le decisioni devono essere sempre condivise quando si tratta materia di questa importanza come l'etica, che se l'avessimo intubato gli avremmo tolto ogni chance, e abbiamo scelto la ventilazione non invasiva e abbiamo deciso, se ce la fa in questo modo, altrimenti non ce la farà, e lo rifarei. Dopodiché siamo umani e io non sono Dio, faccio in scienza e coscienza del mio meglio. Quel documento dice solo che esistono scienza e coscienza, null'altro. Però lo rilegga con attenzione, quella lettera, non per merito mio, ma soprattutto di Mazzone, ha dentro alcuni concetti importanti, fra tutti la proporzionalità delle cure. Questo vale anche al di fuori del Covid. Esiste quello che gli americani o gli inglesi chiamano ceiling of treatment, il tetto del trattamento. Se vado oltre, vado solo incontro a complicanze. Spero di averle risposto in maniera chiara. Sì, la lettera a cui fa riferimento me la sono riletta stamattina, l'ho ben presente proprio sul capitolo della proporzione delle cure. La domanda però è, siamo arrivati a un passo dal dover fare delle scelte di questo tipo? No, in altre regioni, ahimè, sì. Guardi, io ho lavorato per anni in Piemonte. In questo momento sto incrociando le dita, ho sottoposto all'Enset, che è una delle più prestigiose riviste, un lavoro perché io continuo a coordinare Montaloro, la rete, abbiamo
hanno trattato 550 pazienti fuori dalle terapie intensive con la famosa CPAP col casco. Tra parentesi, i risultati sono meglio di quelli che qualcuno ha ipotizzato, malati con dei criteri che qui sarebbero finiti in terapia intensiva. Non ho nessun problema a dirtelo, perché non avevano posti. E lì hanno utilizzato il concetto di proporzionalità delle cure e il fatto che comunque, mi perdoni, lasci stare qualunque altra considerazione, spero e penso di essere in buona salute, anche se ho un po' di vizi, ma la prego di credermi che se io e mio figlio siamo in 2 letti vicini a Jean Posto, se lei non mette mio figlio in terapia intensiva, io potrei arrabbiarmi seriamente. Questo è un principio che penso ognuno di noi umanamente debba considerare. Ci sono 2 posti ovviamente. Noi non abbiamo avuto quel problema. No, l'ho ripetuto più volte. Mai. Emiliano e poi Goldnick e Nicolusco. Professore, buongiorno. Senta, questo era un virus completamente nuovo, quindi sconosciuto indicativamente, a quanto ho capito, e siamo stati fortunati per il fatto che c'era un'esperienza che ha anticipato il Veneto, quindi la Lombardia, di circa una settimana. Io quello che non capisco è, mi corregga nel caso, il muro di informazioni, di scarse informazioni che sono arrivate nel nostro Paese, e perché in un ambito così importante, quindi di sanità, che sia mondiale o locale, possa avvenire questo. Cioè, mi domando, se non avesse avuto la Lombardia che girava qualche informazione, a che prezzo, insomma, avremmo... Allora, mi perdoni. Esiste una contraddizione, magari non è polemica, in quello che mi dice. Io le sto dicendo che i colleghi lombardi eravamo in contatto quotidiano 2 volte al giorno e ogni tanto erano così stanchi che mi chiamavano l'1 di notte e io, ahimè, dormivo perché non trovavano, ma l'accordo era ci teniamo sempre in contatto, quindi l'informazione c'è stata, cioè noi non siamo mai stati soli, ci siamo sempre parlati. E dopo è toccato a me parlare con Lazio o con le altre realtà per la stessa ragione, anche perché a un certo punto sarà stata fortuna, sarà stata verità, tutti dicevano beh, facciamo come voi, siete andati bene. Per cui paradossalmente noi siamo diventati riferimenti, ma l'informazione c'è stata, mi creda, io le informazioni più precoci le ho avute dal mio collega che era il professore a Nanchino e che è stato trasferito in un'ora dal governo cinese a Wuhan perché era la persona più autorevole per farlo ed è stato giusto, tra parentesi, che lo facesse, e si è gestito una tempesta che altro che quella lombarda, che lì si sono trovati in 2 giorni a affrontare e quindi i collegamenti ci sono stati, ve l'ho detto prima, a me mi hanno chiamato da Boston, mi ha chiamato Amsterdam, mi ha chiamato Lisbona, se vuole le faccio l'elenco, ho tutte le mail, tutti i WhatsApp. Quindi il mondo scientifico non è stato chiuso, eccetera. Noi ci siamo parlati in continuo. Quando ho avuto qualche dubbio su alcuni farmaci che da me arrivavano dopo, sono i miei amici del San Raffaele che li hanno già provati tutti, che mi hanno detto e io ero già orientato, è stato tutto molto più facile, ma guardi che davvero non è mancata la comunicazione. Sembrava che la comunicazione in ambito invece scientifico fosse un po' filtrata, forse è quello che ho letto io. Ascolti, un conto è quello che esce, cioè guardi, uno dei più grandi problemi, anzi torniamo al documento di prima, il documento di prima era un documento tecnico da professionisti a professionisti. E l'errore è stato, se lo stesso documento lo prendo e lo mando alla stampa nazionale, infatti è stato un giornale che ha fatto nascere il problema, non un giornale, il giornale, era assolutamente incomprensibile. Cioè se io do quella stessa cosa, guarda, mia madre è laureata in matematica, una donna intelligente, ma quando aveva detto quella cosa mi ha detto mi lasciate morire, ma no, ma stai tranquillo, cioè, hai capito? Quindi non è che ne sto facendo, è inevitabile. Ci sono alcune informazioni che sono tecniche e che quindi passano fra i tecnici del settore
Io non so tante cose e non sono in grado di sapere, non le voglio neanche sapere perché non mi tocca. Analogamente avevamo una comunicazione non sotterranea, perché era la luce del sole, ma che riguardava noi. Cos'è che devo dire in giro? Esiste uno stato di ipercoagulabilità che non abbiamo mai visto prima e che dà problemi di microtrombosi che non sono solo a livello del circolo polmonare ma anche epatico, splanchnico, eccetera. Serviva? No, creavo una cosa. Perché il primo lavoro sull'ipercoagulabilità pubblicato l'abbiamo, perché ci sono anche io pubblicato a Padova, sui primi pazienti Covid positivi. E ne abbiamo un altro dove, tra parentesi, esce fuori che anche quelli che finivano in medicina andavano bene, avevano uno stato ipercoagulativo bestiale, quindi erano a rischio. Questa è stata la grande difficoltà. Però mi perdoni, se io fossi andato in giro a dire queste robe qua, piantavo su una roba che poi sarei stato frainteso, per cui era giusto tenerlo nell'alveo della conoscenza scientifica. Spero di averle risposto. Grazie. Prego. Professore, mi ha colpito che la frase ha detto io spero non torni più. Sì. Si addentri gentilmente, cosa l'ha colpito? Allora, cosa guardi, cioè, vista la sua esperienza internazionale. Chiunque oggi faccia una previsione su quello che succederà a ottobre, per me è un demente. Perché siccome è come lanciare una monetina in aria, io non mi gioco la mia credibilità sul 50% di probabilità, perché quello è. Se chiede a me, stante il mio inguaribile ottimismo nella vita, perché sono stato un uomo fortunato e quindi vedo tutto rosa, no. Credo che anche il mio amico, così lo dico, lo chiamiamo Alberto Zangrillo, siamo molto amici e lo stimo moltissimo, che ha detto una cosa, e quella cosa è stata recepita in una maniera un po' storta, ma ha detto una cosa di buon senso, che quel termine clinicamente morto significa che ci sono 2 in Veneto, il virus è clinicamente morto. 2 pazienti in terapia intensiva, 347 ricoveri, la maggior parte a casa. Mi scusi, l'influenza a febbraio è infinitamente peggio. Se vuole le dico quanti pazienti con influenza hanno rianimazione a febbraio. Sono altri numeri, ma fa parte della naturale storia clinica delle popolazioni, niente di sorprendente. Io non ho idea del clima, io non ho idea di niente, io non ci ho capito più di tanto, non so quello che succederà e soprattutto io non sono un virologo, non sono io affronto i problemi che conosco e le posso dire solo che a livello di terapia intensiva qualcosina in più lo stiamo capendo, ma lo stiamo capendo, e qui mi perdoni io sono universitario, per la ricerca che è stata fatta, perché quello che abbiamo imparato, al di là dell'esperienza individuale, sono i dati che abbiamo messo insieme e noi collaboriamo con tantissime università nel mondo, perché quella è l'unica maniera per uscire dall'impasse, mi creda. La mia singola esperienza, non so quanti anni ho fatto, 45 anni, non me lo ricordo, guardi, si presta a un sacco di misinterpretazioni. Oggi la mia opinione è che sta roba qui è sotto controllo, però la prego, se a ottobre siamo qua con la testa, io non mi sento di firmarlo. Prego. Grazie professore. Basta, spiegati noi quello che oggi avete citato in una lettera che avete scritto in questi giorni, appunto ha scritto che la mortalità in Veneto rispetto a quella lombarda è 4 volte minore. Tutto questo è dovuto soltanto all'esperienza lombarda che voi avete in qualche modo osservato, è la settimana di differenza o a qualcos'altro? Prima domanda, seconda domanda, però un po' ha già risposto. E l'importanza dell'università e della ricerca nella soluzione o nel cercare una soluzione, e che cosa ne resterà di questa esperienza e appunto come siete preparati per un data di ritorno eventualmente in ottobre, che cosa cambia? Sì, allora cerco di andare con ordine. Alla prima, guardi, quando si parla di mortalità si fa riferimento alla mortalità grezza, o se usiamo il termine inglese cruda,
La mortalità cruda o grezza non significa nulla, le spiego in 3 parole. Se io ho ricoverato anche pazienti meno gravi perché avevo posto, la mia mortalità è diversa da chi ha ricoverato solo pazienti in condizioni estreme, è evidente. Cioè, se io prendo solo il malato che entra tardi, che ha avuto prima tentativi di vario tipo fuori perché non c'era il posto, lei capisce bene che quando lo intubo è tardi. Noi questo scenario non l'abbiamo avuto, quindi non è questione di essere più bravi e cose. Io penso che il reale passaggio chiave sia stata l'apertura di reparti intermedi, gestiti molto bene alla luce dei numeri dai colleghi pneumologi, di aver avuto anche affiatamento, di non aver discusso mai su nulla, i criteri sono stati condivisi. Guardi che mio figlio di 13 anni, se gli davo quelle flowchart, gestiva il flusso dei malati. E questa è stata, secondo me, la ragione. Non è che io sia meglio del mio collega di Milano, assolutamente, o i miei colleghi del Veneto siano meglio dei colleghi della Lombardia in genere. Noi abbiamo avuto la possibilità di gestire questo, riuso un termine milanese, rebelot in maniera più organizzata. Dopodiché è chiaro che siamo stati fortunati ad avere questo time lag di 7 giorni, se mi permetti siamo stati anche abili a sfruttarlo, appunto. Seconda domanda, la ricerca. Sì, guardi, io penso che oggi non si possa fare buona clinica senza ricerca. Ed essendo che io non sono uno che fa ricerche nei laboratori, non faccio sperimentazione animale e ho nella ricerca clinica sul paziente, tra l'altro il mio passato americano fa sì che non troverete un mio lavoro senza l'approvazione del comitato etico, cosa a cui tengo moltissimo, che è un elemento cruciale perché a volte è anche un'ancora ad andare avanti, ma è fondamentale. La ricerca clinica è quello che ci fa fare il salto. Oggi, penso che non lo sappia neanche il Presidente Assessore, abbiamo chiuso un database finanziato dalla Regione del Veneto in cui abbiamo raccolto tutta l'esperienza delle terapie intensive del Veneto. Abbiamo globalmente qualcosa più di 650 pazienti. Ho 2 motivi di orgoglio. Uno, tutti hanno aderito. Quindi abbiamo tutti i pazienti dentro. 2, avremo la possibilità sia di capire quello che è successo, sia di raccontare al mondo in termini scientifici. Guardi, oggi è meno facile, quello che usciva una trentina di giorni fa, se io uscivo con 3 pazienti mal narrati, finivo sul New England Journal of Medicine. Ci ha chiesto l'editor del New England Journal of Medicine, insieme ai colleghi di Emilia ormai, di mandare l'esperienza dei primi 15 giorni. A causa dei problemi della regione Lombardia e Veneto li ha mandati tutti. L'Emilia è stata bravina, i lombardi non ci sono andati dietro. Quando abbiamo mandato, quello che ci hanno chiesto era l'analisi dei primi 15 giorni, ci hanno risposto grazie, ma ormai ce l'abbiamo a New York, non ci interessa più quello che ci avete detto, perché questa fase noi l'abbiamo già passata. Quindi non sarà facile pubblicare a alto livello, però ci proveremo, perché comunque abbiamo anche questa piccola rendita di posizione che il Veneto è a livello internazionale riconosciuto come una risposta eccellente al problema. La terza dottoressa, mi perdoni, guardi, spero il meno possibile, perché è stata dura per una serie di ragioni. Io però ho una percezione, anzi noi oggi non possiamo più lavorare come isole, io non posso guardare solo i miei malati. Oggi c'è una rete, cominciamo a guardare la regione, abbiamo una rete di terapie intensive che se lavora insieme produce non solo qualità clinica ma anche evidenza scientifica. Guardi che oggi un trattamento si dice debba essere evidence based, basato sull'evidenza. L'evidenza va generata e a volte va generata nel contesto in cui è, perché
La mia esperienza, il mio obiettivo è trattare tutti i malati che vedo come li tratta il mio collega di Berlino, di Parigi e di Boston, e penso che così stia succedendo, ma al tempo stesso io non posso pensare che siano solo i miei pazienti quelli che debbano essere trattati così. Tutta la rete deve funzionare in questa maniera e quindi dovremo lavorare in rete sempre di più. Spero di avervi risposto, dottoressa. Caspita. E la preparazione di ottobre, ascolti, al di là del mio ottimismo, forse un po' di maniera, oggi, se noi abbiamo risposto in pochi giorni, allora io penso che noi oggi siamo in grado di rispondere nel giro di qualche ora a un problema, per cui mi sento tranquillo. Nicolussi Moro. Allora, buongiorno professore. Buongiorno. Vorrei chiederle 3 cose. Evidentemente l'unico merito del Covid è stato quello di evidenziare la follia che negli ultimi 10 anni ha portato il sistema sanitario pubblico a perdere 37 miliardi di euro di risorse e 70.000 posti letto, molti dei quali in terapia intensiva. Noi abbiamo assistito purtroppo in tutta Italia, adesso non nomino regione più regione meno, alle tragedie di persone che vagavano in ambulanza da un ospedale all'altro per trovare un posto di terapia intensiva che non si trovava. Ecco, adesso anche con l'ultimo decreto rilancio finalmente c'è stato un aumento dei posti letto, si raddoppieranno, anzi devono essere raddoppiate le terapie intensive, le subintensive, aumentati i posti malattie infettive eccetera. Io vorrei chiederle se la nuova dotazione che la Regione Veneto ha messo a disposizione delle terapie intensive, passando da circa 500 letti, 489 se non ricordo male, a 825, al di là dell'esperienza Covid, a voi che ci dovete lavorare dentro, può andare bene? È eccessiva? Voglio capire se vi serve e a quale livello. Questa è la prima cosa. Posso chiederle una cortesia? Siccome davvero io ormai comincio ad avere la mia età, se lei me ne fa, se lei me ne fa tutte e 3 me ne rispondo una per volta, se posso. Allora partiamo con questa. Con questa, che siccome è molto importante malati, e voglio rispondere bene. Grazie. Perché qua è un terreno. Allora, il primo punto non è solo un problema di numeri di letti di terapia intensiva, e torno al discorso rete, è come utilizziamo i posti di terapia intensiva, e mi spiego meglio. Siccome ho viaggiato parecchio e ne ho viste di tutti, io ho visto anche all'estero ospedali dove un paziente che io non metterei in terapia intensiva nemmeno se mi obbligassero, è lì a mangiare la pasta asciutta con 2 litri di ossigeno. Allora, se vogliamo arrivare a quello scenario, possiamo anche decidere, come la Francia, che abbiamo grandi reparti di terapia intensiva, quelli che è un modello, possiamo anche parlarne, mi può anche andare bene. Qual è il mio problema? Che io oggi ho un numero di medici che gestiscono i malati di terapia intensiva, che mi perdoni, non è proprio un lavoro che si impara in un mese, e io devo dare non solo la quantità, ma anche la qualità. Se il presidente e l'assessore oggi mi dicono ti decuplichiamo i letti di terapia intensiva, e io rispondo grazie, e chi ci metto a curare questi malati in più? Perché esiste anche un aspetto di... Allora, in realtà il CTS nazionale, io ho un carissimo amico, un fratello dentro, il professor Antonelli, che è una delle persone, presidente della società europea, cioè una delle persone più serie, oneste e preparate che conosco. È stata fatta una stima, mi perdoni, su una media nazionale, e che cosa è stato fatto? Però lei immagini anche questi, in che condizioni hanno lavorato. Qual è la nazione che ha risposto meglio? La Germania. Qual è il rapporto per 10.000 abitanti dei letti di terapia intensiva? 1,4 mi pare, no? Quanti ne ha il Veneto? 1, quindi dobbiamo aumentare al 40%. Adesso le dico, se mi verrà, io ho già parlato di questa cosa. Qual è la risposta del il tutto va fatto entro il dicembre 2021. Quindi,
Allora, mi dicono non ti preoccupare perché dall'anno prossimo noi ti aumenteremo gli specializzandi. Perfetto, io non ho problemi, aumento la rete in terapia intensiva e anestesia e rianimazione. Noi abbiamo 3 ospedali nella nostra rete, Mestre, Treviso e ovviamente Padova. Penso, ho guardato le caratteristiche, la potrei anche ampliare un po'. Non è triviale, perché guardi che il decreto Calabria, cosa che pochi hanno ancora capito, quando parla delle assunzioni dei specializzanti del 4º e 5º anno, si riferisce solo agli ospedali della rete, perché devono completare il percorso formativo. Quindi, infatti il Veneto ha allargato la rete. Allora, per anestesia e rianimazione, per quello che riguarda Padova, io sono direttore da un mese, ho ereditato, io ho Mestre, Treviso e Padova, io l'allargherei. Però parliamone, perché non sono decisioni che piglia il direttore della scuola, sono decisioni politiche, sono decisioni accademiche, sono decisioni di sistema e io faccio parte di un sistema, non è che lo rappresento. Ciò detto, com'è che io aumento? Allora, faccia così, mi entrano oggi gli specializzanti col decreto Calabria, poi mi piacerebbe parlare perché anche il decreto Calabria va letto con una certa ottica, ma questo ne parleremo. Io avrò il 4º anno, dunque mi entrano nell'ottobre del 2020, quindi nell'ottobre del 21, 22, 23, dell'ottobre del 2023 io avrò a disposizione questa numerosità aggiuntiva. E dal 31 dicembre del 2021 all'ottobre del 2023, me lo spiega lei come facciamo? Perché non è che sia proprio... E guardi che è un lavoro molto particolare, è un lavoro di dettaglio, un lavoro di cura maniacale, per cui a volte essere sbadati o non addentro a una cosa può fare la differenza. Le dico una cosa, che io penso di avere una soluzione anche per i famosi 2 anni, ma è una soluzione che prevede un accordo globale, nessuno me l'ha chiesto, quando me lo chiederanno la dirò. Però chiediamogliela adesso? No, è complicata, guardi, io è troppo tecnica, è troppo complicata, però secondo me abbiamo la forza per farlo. Poi va misurato, vanno fatte, non è una cosa, non mi piace parlare di una roba di cui non ho ancora io la percezione totale. Ci sto lavorando sopra perché prima o dopo me lo chiederanno, sono abbastanza sicuro. Devo dirle che prima di andare a aumentare il 40% andrei a standardizzare i criteri con cui un malato entra, perché se da me un malato entra e esce con certi criteri e nell'ospedale X entra e esce con diversi criteri, ha capito bene che possiamo già creare delle difformità. Cominciamo a mettere a posto il sistema. Poi analizziamo qual è il reale bisogno, non mi voglio trovare con le terapie intensive al 60% dell'occupazione dei posti letto. Poi c'è il ragionamento che alcuni malati devono e possono essere trattati in alcuni ospedali e altri in altri. Tipico l'esempio, lo citano oggi Gattinone e Zangrillo, abbiamo fatto per l'H1N1 la rete ECMO. La rete ECMO prevedeva che se a Schiavonia, dico il nome, c'è un malato con quelle caratteristiche, io da Padova parto con l'ambulanza, metto l'ECMO e lo trasporto in sicurezza a Padova, a Verona, adesso non so quali sono i centri ECMO in Veneto, a Padova di sicuro. Quello è un principio che già ci permette di ridurre il carico inappropriato su strutture che non possono affrontarlo, quindi è un problema composto. Servono oggi quanti sono il 40% di posti letto? Non glielo so dire, probabilmente no, però questa è un'opinione. Probabilmente no, penso di no, adesso non le so dire se sono il 40% o il 20%, quella media è stata fatta, io prima di essere in Veneto ero in Calabria, in Calabria devono triplicare perché sennò sono con l'acqua al volo. La seconda no, io perché ne avevo altri 2 mi ha chiesto se potevo fargliene una alla volta, sì, quindi... scusi, colpa mia. No. Dunque mi interessa molto anche, come lei diceva, il contatto con la comunità scientifica internazionale. Allora, voi avete avuto a Padova, mi pare per qualche giorno, la visita dell'equipe cinese. Sì. Ecco, volevo capire, la dottoressa De Silvestro ci ha raccontato il loro contributo per quanto riguarda il plasma iperimmune, volevo capire il loro contributo invece per quanto riguarda il trattamento in terapia intensiva. Guardi, con un certo orgoglio, ma
ovviamente un conflitto di interessi, sono entrati in terapia intensiva e hanno detto chapeau. Devo anche dirle che sono stati molto carini, molto gentili, abbiamo veramente avuto uno scambio, ma io lo scambio l'avevo già con quello che li dirigeva tutti, per cui non mi hanno aggiunto per quanto riguarda la terapia intensiva nulla di nuovo e direi che a noi non sono arrivati consigli perché li avevamo già avuti tutti. Se avessi aspettato la visita cinese avrei fatto qualche danno, insomma. Per cui è stato molto utile, forse per noi meno che per altre realtà, perché le ripeto, io ero già in contatto con Wuhan e loro non venivano da Wuhan, venivano da una realtà che aveva avuto numeri più piccoli dei nostri. Okay? E l'ultima cosa, professore, mi interessava questo anche naturalmente perché è una cosa che interessa molto i malati. I suoi colleghi ci hanno detto che purtroppo il 30% dei malati che poi sono stati dimessi dalle terapie intensive avranno dei danni permanenti ai polmoni. Io volevo capire se è realmente così e cosa succede dopo, perché tutti siamo contenti di leggere che abbiamo tantissimi dimessi, ma sono davvero guariti o si portano avanti dei problemi ai polmoni, al cuore, al fegato, insomma, perché se ne sono dette un po' di tutti i colori. Allora, anche per questo aspetto dobbiamo non avere preconcetti e guardare davvero con gli occhi di chi non l'ha mai vista questa cosa. È anche più complicato. Io le posso dire che il 30% dei malati che in terapia intensiva abbiamo estubato, cioè riportato a una respirazione spontanea, a un'autonomia del circolo, eccetera, ha avuto problemi neurologici seri. Devo anche dirle, perché non è che poi uscivano dalla terapia intensiva e noi ce ne fregavamo, noi facevamo il nostro follow up, sono andati tutti bene. Questo per dirle che se io le dico il 30% dei pazienti estubati ha avuto problemi neurologici, guardi, qualcuno anche problemi di frontalizzazione, che la traduco in un linguaggio, il paziente frontale, il paziente fuori di melone, che sputava ai medici e agli infermieri, a fior di professionisti, stanno tutti bene. Allora, il danno che dà il Covid, di cui so molto poco e faccio disclosure, com'è che si dice adesso, vabbè, mi viene in mente. Faccio outing, non ne so molto e non so bene quali saranno le sequele. Il problema qual è? Sì, è vero che alle TAC a distanza di tempo ci sono dei problemi, infatti sarà importante, e ci sono già in fase di attivazione, degli ambulatori per valutare a distanza questi pazienti. Guardi che qualcuno non è uscito dalla terapia intensiva, il famoso trapiantato di 18 anni di polmone di Milano, che poi non era di Milano ma veniva da un'altra terapia intensiva lombarda, ne è l'esempio. Anche noi abbiamo in un paio di pazienti col professor Rea, a parentesi, è un chirurgo toracico di livello mondiale, abbiamo pensato di trapiantarne qualcuno, però avevano tutti delle complicanze di sovrainfezione batterica che avrebbero reso il trapianto più rischioso che altro. Ciò detto, vale la stessa cosa per quello che sarà l'outcome di questi pazienti? Non glielo so dire, vanno monitorati, qualcuno non guarirà del tutto. Non mi sento, come ha detto un mio carissimo amico dalla Gruber, che è il professor Nava, il Covid non ci lascerà mai. Poi non voleva dire questo, gli è scappato, ci sentiamo tutti i giorni, voleva dire stiamo attenti perché dovremo guardare i pazienti per un po' di tempo perché non sappiamo di che cosa si parla. Però davvero mi creda, faccio fatica a dire quello che non so e quindi le dico boh. Mi spiace per la risposta un po' rozza, ma sai, io sono... No, ma ogni tanto anche gli scienziati devono dire non lo so. Facevo il facchino per imparare l'inglese a Londra. Per cui... Allora, siccome il professore dovrà anche andare via, Pederiva, se riusciamo a fare Marchiori e di nuovo la collega, domande sintetiche in modo che così andiamo verso la fine. Mi perdoni, la colpa è mia che non sto dando risposte sintetiche. No, è l'interesse assoluto di quello che lei dice che sta no, è che ho paura di essere
troppo fraintendibili. Prego Angela. Grazie, buongiorno professore. Buongiorno. Una domanda anche per l'uomo oltre che per il medico. Sfogliando idealmente quel database degli oltre 650 casi che sono, ricordiamo sempre, persone, c'è una storia che le è rimasta particolarmente nel cuore, una guarigione o magari, che so, anche purtroppo una sconfitta che però l'ha colpita? Grazie. Allora, il database è puramente tecnico e non sono tutti i miei pazienti, sono i pazienti di tutta la regione. Il database, io, da un punto di vista scientifico, ho l'obbligo di non guardarlo finché è chiuso, perché non devo avere preconcetti. Quando sarà chiuso, noi in settimana ci incontreremo con i colleghi di Verona, che hanno fornito una grossa, e organizzeremo tutta una serie di ricerche, perché mica sarò io a usare cioè io userò anche, ho delle idee, però è a disposizione di tutti, è un patrimonio tant'è che ci tengo a dirlo, la mia proposta, spero che venga accolta, non sarà Navalesi, Pinco, Pallo, anzi io mi metto sempre per ultimo, ho questo vezzo per cui non sarà Bianchi, Rossi, Verdi e Navalesi. La mia idea sarebbe pubblicarlo come gruppo dei terapie intensive venete e poi con tutto l'elenco dei nomi di chi ha partecipato, quindi questo per definire la parola. Di storie le ho perché le ho vissute io, mi piace ricordare una bella, un nostro infermiere della dialisi è arrivato e creda, era molto impegnato, è andato via bene, l'altro giorno è venuto a ringraziarci, ecco, mi piace quella cosa lì. Tutto qua, sono molto semplici. Poi essendo io ottimista, chi va male tendo a dimenticarmi. Marchiori, poi la collega e poi andiamo verso la conclusione, grazie. Sì, buongiorno professore, Buongiorno. premesso che alcune domande me le hanno bruciate i colleghi. È la vita, guardi. Sì. No, allora mi riallaccio un secondo all'ultima domanda della collega. Ha raccontato una storia bella e va bene, però quello che io le vorrei chiedere, c'è invece una cosa che lei non dimenticherà mai, che ha visto o vissuto, che l'ha colpita particolarmente, ma ferendola, impaurendola, preoccupandola, qualcosa che l'ha turbata o spaventata? Poi la seconda gliela faccio dopo. No e sì. No, perché è andata bene. Guardi, quando abbiamo, perché poi l'ho fatto con i miei collaboratori, scritto quelle linee guida, io non sapevo assolutamente di cosa stessi parlando, ma l'impressione che avevo avuto è che questi pazienti peggiorassero alla rapidità della luce, e così capisce che non sono un'aquila. E forse ce l'ho fatta. Devo dirle che mentre scrivevamo, perché 48 ore ce l'abbiamo messa anche noi, non è che potessimo proprio scrivere quello che ci passava per la testa, abbiamo progressivamente cambiato le soglie per chiamare l'anestesista rianimatore, perché ci siamo resi conto che questa cosa peggiorava in un amen. Io ho visto pazienti arrivare a parlare io e lei così, che in una notte erano moribondi. Devo dire che è andata bene. Ecco, oggi ho paura di quello che avrebbe potuto succedere se non avessimo avuto la prudenza, le cose. Quella stessa prudenza che ci ha portato a saturare probabilmente prima i posti letto, per cui poi abbiamo... Quindi vede che quando dico gli occhi di bambino, il bambino rompe il giocattolo e cerca di rimetterlo insieme cercando di ricordarsi com'era. Ecco, questo è l'approccio che abbiamo usato. Mi perdoni, capisco di deludervi, ma così è stato. No, va benissimo. L'altra domanda, velocissima, che si riallaccia invece a quella della collega Nicolussi sul 30% dei malati. Tornando lì, ci sono stati dei casi in cui, visto che lei prima ha parlato del suo primo caso, ha detto se l'avessimo intubato avrebbe perso ogni chance. Primo deceduto. Sì. Ci sono stati dei casi in cui la terapia intensiva può, mi passi il termine da ignorante in materia, aver fatto peggio, cioè più danni che altro?
Guarda, questa è una domanda per cui la ringrazio, perché quando prima si parlava aumentare i letti eccetera, io oggi le dico che se io avessi un sistema rapido di scarico, ma guardi che scarico non è una brutta parola, è di trasferimento dei malati alla terapia intensiva, i miei posti aumenterebbero automaticamente del 30%, perché spesso mi capita che io ho un malato trasferito, questo non qua, ovunque nel mondo, perché i sistemi sono complessi. Guardi che se entrano 50 malati al pronto soccorso, non è che il mio collega della medicina o della chirurgia può dire no, non li piglio, per cui il mio va in coda. Spesso ho delle degenze che sono allungate perché non ho la possibilità di, da cui secondo me l'idea sarebbe rafforziamo le terapie subintensive in grado di farci da intercapedine anche in uscita, però questa è una mia visione, la proporrò quando mi verrà richiesto. Il mio problema di clinico è che la terapia intensiva, guardi, non è, contrariamente a quello che molta gente pensa, un posto dove si va a morire. No, il paziente che già ha una prognosi infausta non deve andare in terapia intensiva, deve morire, scusi è brutto, ma in un reparto coi parenti vicini, se fosse possibile a casa con la famiglia, perché se io non ho margine terapeutico non lo porto a morire da solo in un reparto dove non c'è giorno, non c'è notte, c'è luce, c'è rumore, c'è il malato che entra, c'è l'arresto cardiaco, è il posto più brutto. Ecco, faccio così, se io dovessi scegliere dove morire non mi mettete in una terapia intensiva, è un posto per vivere. È un posto dove se non vado lì muoio, ma vado lì per vivere. E infatti non abbiamo queste mortalità folli. Ora, qual è il concetto in tutto questo? Che però è anche un posto che alla lunga il paziente non dorme, non c'è giorno, lo devo sedare, eccetera. La terapia intensiva, quando non serve più, può diventare dannosa. Guardi, uno degli outcome più sfavorevoli per noi è il delirium. Il delirium è quello che... ricito mia mamma, è fuori di bocino, cioè il malato, io ho il 30% dei malati che in terapia intensiva che quando i parenti li vedono non li riconoscono. Io ho avuto alcuni pazienti eccellenti che se le racconto cosa dicevano all'uscita della terapia intensiva e nel giro di 48 ore nel reparto sono tornati compossui, cioè senza nessun problema. Perché provi lei a essere sonno deprivato, a ricevere farmaci, quindi il problema è scegliere la finestra di tempo in cui la terapia intensiva serve e questo mi riallaccia a quel discorso. Grazie. L'ultima domanda, poi chiudiamo la collega. Buongiorno professore. Buongiorno. Abbiamo fatto una cena, anzi non una cena, una cosa molto importante alla ricerca e ha fatto un passaggio che volevo che mi spiegasse. Ha detto io non faccio ricerca sugli animali, io faccio ricerca clinica. Se può... No, ecco, vede. Non è una critica che fa, io ho fatto anche ricerca sugli animali, ma non è cosa mia, in alcuni casi può essere che riprenda a farla perché ci sono fasi che vanno verificate, ma io sono un clinico, io faccio il giro ogni mattina in terapia intensiva, la mia arena sono i miei malati, cioè non è che posso, guardi, io prima ho fatto un cenno, vi ho detto, oggi quando noi definiamo delle terapie devono essere evidence based, se no il Ministero ce le boccia, la Regione ce le boccia. Io non posso giustificare una spesa sanitaria che non sia basato sulla certezza del risultato ed è giusto così, perché se io mi metto a prescrivere farmaci costosissimi dicendo vediamo se funzionano, abbia pazienza, quei soldi che io spendo lì lei non ce l'avrà per l'autobus qua fuori. Giusto? Ecco, cioè, tutto deve rientrare ma oggi i limiti della medicina basata sull'evidenza, e dobbiamo superarli noi clinici, hanno un nome e oggi vediamo sempre meno, o meglio, quella parte è importante, se però poi non inseriamo su questa evidence based la medicina individualizzata o medicina personalizzata, vedrà che nei prossimi anni, le faccio un'anticipazione, ne sentirà parlare tantissimo.
In questo concetto ci sono il patrimonio genetico di ognuno di noi, cioè io ho un HLA che mi predisporrà a cosa, avrò un farmaco, una certa risposta genetica. Entriamo in un campo, guardi, che è anche quello della privacy, perché se io conosco il suo HLA, conosco... complicato, però fondamentale. E poi ci sono i fenotipi. Quando noi usiamo il termine Covid-19, noi inseriamo una galassia di pianeti sotto un unico nome. Non è così, perché io di pazienti con insufficienza Covid-19 ne ho almeno 10 fenotipi diversi e l'abilità è capire che per quello specifico malato con quel fenotipo vuol dire espressione della malattia per quello specifico soggetto. Io devo avere la capacità di individuarlo. Guardi, le do un numero, i famosi 550 malati piemontesi, la mortalità è il 32%, quelli che finiscono intubati hanno il 45%, quelli che vanno bene hanno il 2%. Tra quelli probabilmente se avessi intubati tutti avrei peggiorato la mortalità al 2%, ma sicuramente avrei migliorato la mortalità al 45%. Io oggi concludo quell'articolo dicendo la sfida, la scommessa è imparare a identificare prima quelli che avranno. Io oggi non glielo so dire, è inutile che ci gira intorno. La ricerca passa attraverso la clinica, sarà trovare queste risposte e permettere di migliorare la risposta sanitaria. E con questa speranza noi dobbiamo concludere. No, volevo solo chiedere se ha fatto una pubblicazione. Il professore è a disposizione per le domande poi. No, volevo solo chiedere, professore, se lei Sì. quindi ha già pubblicato sull'esperienza Covid. Parecchio. Ecco, appunto. Però mi scusi, credo di essere uno di quelli che ha pubblicato di più. Ok, grazie. Per le televisioni le chiediamo... Quello che volete, io sono qua per voi. Eccoci dunque, rientriamo in studio, abbiamo sentito la testimonianza di Paolo Navalesi che è primario del reparto di terapia intensiva e rianimazione all'azienda ospedaliera di Padova. Navalesi, lo ha sottolineato lo stesso Zaia, è colui il quale ha detto fin dall'inizio che il Covid non era una semplice polmonite, ma che poteva causare anche delle trombosi. Navalesi ha portato quindi la sua testimonianza di uomo e di professionista alle prese con il Covid-19. Lo ha fatto oggi a emergenza praticamente finita, quando in Veneto i positivi al Covid ricoverati nelle terapie intensive sono soltanto 2, 20 in totale, compresi i negativizzati, 2 i positivi. Fino a un mese fa parlavamo di cifre che raggiungevano, che stavano per toccare le 400 unità. Quindi veramente il dato di oggi ci fa ben sperare. La curva del contagio continua a diminuire. Oggi Zaia in apertura della conferenza stampa ha dato il nuovo bollettino. A livello regionale ci sono stati 6 casi di positività in più, però il dato che fa per l'appunto riflettere è quello delle terapie intensive. Nel corso dei nostri telegiornali ovviamente vi daremo conto della sintesi delle parole di Navalesi. Sul fronte istituzionale e politico invece Zaia è ritornato a parlare della nuova ordinanza sui centri estivi. Da lunedì si aprono anche per la fascia d'età che va dagli 0 ai 3 anni, c'è poi l'ordinanza che sta venendo avanti con le linee guida per discoteche, casinò, mondo dello spettacolo, questo per la metà di giugno. Il governatore poi è tornato anche sulla questione
delle frontiere, dicendo che al momento non c'è ancora chiarezza. Si è rivolto di fatto direttamente ai fratelli austriaci, così li ha chiamati Zaia, fratelli che sono parte, ha detto, della nostra famiglia, però hanno dei governanti che ci remano contro. Noi non siamo gli untori d'Europa. Da qui l'appello anche all'esecutivo Conte per fare in modo che si aprano senza se e senza ma le frontiere. Ovviamente il riferimento è in primis al turismo e alle esigenze del comparto di ripartire. Questa è la sintesi della conferenza stampa odierna, ma do il benvenuto ai miei tre ospiti che arrivano dall'ULSS 3 Serenissima. Luca Sbroggiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3, Silvana Zanon, dirigente medico dell'unità operativa di epidemiologia dell'ULSS 3 Serenissima, e Novella Ghezzo, dirigente medico del SERD, sempre dell'ULSS 3. Buongiorno, benvenuti a tutti e tre. Comincerei da qui, comincerei da un video molto bello che è stato diffuso, molto bello e molto efficace soprattutto, che è stato diffuso nei giorni scorsi dall'ULSS 3 Serenissima in occasione della giornata mondiale senza tabacco. Vediamolo. Capi, hai pensato una frase originale per lo spot contro il fumo? Certo, molto originale. A dire il vero non mi è venuto in mente nulla. Io ho un'idea. Anch'io ne ho una. Dilla. No, sentiamo prima la tua. Non occorre essere originali, basta dire fumare fa male. Proprio quello che avevo in mente io. Ogni volta che ci penso mi dico, ma quanto stupido ero. Purtroppo questa stupidità l'ho pagata anche cara, perché a causa del fumo, quasi 25 anni fa, sono stato costretto a operarmi e ho perso un rene. E a maggior ragione, ripeto a me stesso e a chi magari può seguire il mio consiglio, non lo farei mai più. Cogli la palla al balzo. Per la giornata mondiale senza tabacco, smetti di fumare e vinci la partita. Lo sappiamo che fa male, però diciamo, vabbè, ma tanto di qualcosa bisogna morire. Ecco, no, lasciamo stare, magari mangiamo una caramella. Fumare fa male, lo sappiamo e non fumiamo. Ormai penso che si possa dire che fumare è out, che fumare è fuori moda, che fumare è fuori del tempo. Siamo di fronte ad una società, ad un mondo che cerca soprattutto di rispettare l'ambiente, che cerca di avere un ambiente più pulito, più attento alle persone che ci vivono, più attento alla solidarietà, e sicuramente il fumo non aiuta in questo senso. Non fumate, non cominciate, ma pensate sempre a rispettare chi vi sta accanto. Questo quindi l'accorato appello del direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima. Secondo i dati diffusi proprio in questi giorni dall'Istituto Superiore di Sanità, durante il lockdown sono diminuiti i fumatori di sigarette tradizionali, ma sono aumentati i consumatori di tabacco riscaldato e sigaretta elettronica. Alto il numero anche di chi li ha provati per la prima volta proprio durante il periodo del lockdown. Tra i fumatori di sigarette tradizionali, chi non è riuscito a smettere ha invece aumentato il numero di sigarette fumate. È così, dottor Sbroggiò? È così, sono dati che sono stati riportati dall'Istituto Superiore della Sanità e che hanno dimostrato questa situazione piuttosto altalenante sui consumi. Certamente lo stare a casa ha, portato anche a un aumento delle dipendenze in qualche caso, ingannare il tempo in una situazione molto anomala e anche stressogena come quella legata all'epidemia Covid ha portato ad alcuni ad aumentare i consumi. Questa situazione ovviamente non può che allarmarci, perché
Tra l'altro l'utilizzo del fumo di tabacco è stato dimostrato dall'Istituto Superiore di Sanità avere anche un elemento aggiuntivo di rischio per quanto riguarda la malattia Covid, quindi un doppio danno. E invece se si vuole bene i propri polmoni bisognerebbe poter, oltre a mantenere tutte quelle indicazioni di distanziamento, la mascherina, il gel e quant'altro per il Covid, anche cogliere l'occasione per abbandonare l'abitudine del fumo. Ecco, chiedo a lei, dottoressa Ghezzo, proprio questo aspetto particolare di cui accennava il dottor Sbrogiò. Che relazione c'è tra Covid e fumo di sigaretta, o perlomeno il fumo va a intensificare gli effetti del Covid? Allora, il nostro Istituto Superiore di Sanità dice a ragion veduta che chi fuma e si ammala di Covid-19 ha un rischio maggiore di avere una prognosi clinica severa. Cosa vuol dire? Che sono stati fatti degli studi in Cina che hanno dimostrato che chi fuma e contrae Covid-19 ha un rischio 3 volte superiore di sviluppare una polmonite severa e un rischio 2 volte superiore di finire in una terapia intensiva con ventilazione meccanica assistita. Perché questo? Perché degli studi di microbiologia, sempre eseguiti in Cina, hanno dimostrato che chi fuma purtroppo esprime a livello polmonare il recettore che permette al virus di entrare nella cellula umana in percentuale maggiore. E quindi questo espone il fumatore in maniera maggiore rispetto al non fumatore poi di avere l'evoluzione clinica più grave e infausta. Molto chiara, dottoressa. Ritorno da lei, dottor Sbrogiò. Quali sono i dati del tabagismo sul nostro territorio e quali sono le linee strategiche dell'azienda ULSS 3 per contrastare il fenomeno? Allora, per quanto riguarda i dati che riguardano l'azienda ULSS 3 Serenissima, sono un po' migliori del resto del Veneto e anche del resto d'Italia. Ci poniamo sempre qualche punto percentuale al di sotto di quelle che sono le indicazioni nazionali. Per intenderci, se siamo intorno al 22-23% di fumatori nel contesto nazionale, e noi arriviamo per la popolazione di età superiore ai 14 anni di poco sopra al 20%. Quello che ci preoccupa sono le generazioni più giovani, perché sono soprattutto i teenagers, cioè dai 13 ai 19 anni, coloro che iniziano o provano, sperimentano il fumo di tabacco, sia nella modalità sigaretta, sia anche nelle nuove modalità di fornitura, che può essere per esempio la sigaretta elettronica quando contiene nicotina, oppure il tabacco riscaldato. Ed è dimostrato che le generazioni più giovani, quando provano questo tipo di prodotti, tendono anche poi a passare alla sigaretta. Quindi ecco l'attenzione della Giornata Mondiale Senza Tabacco di quest'anno, che invitava il mondo, i governi e tutte le istituzioni nazionali e internazionali a dare, come dire, la sveglia ai giovani e dire: attenzione, perché siete agganciati, una volta che iniziate in questa spirale, siete agganciati ad una dipendenza che è data dalla nicotina, da cui si fa fatica poi a uscire. Non che sia impossibile, ma è molto difficile. Ed ecco la campagna di quest'anno, che muove quindi le star, come abbiamo visto prima all'inizio, il protagonismo dei giovani che sono stati invitati a riflettere su questo tema, e anche quello di dare, noi medici, le informazioni corrette alla popolazione affinché i giovani, tutti, ma soprattutto i giovani, si facciano furbi e incominciano a capire di non farsi fregare dalle grandi ditte del tabacco. E qui il ruolo del SERD, del servizio dipendenze, diventa fondamentale. Dottoressa Zanon, lei del SERD ULSS 3 Serenissima è dirigente medico. Quanto è importante entrare nelle scuole? Allora, nelle scuole è fondamentale agire perché possiamo intercettare i bambini, i ragazzini, i ragazzi, gli studenti prima che cadano nella trappola della dipendenza. Quindi quanto prima si agisce,
tanto più raccoglieremo risultati in futuro. L'azienda Ulster Serenissima ha in piedi diversi progetti contro il fumo rivolti a tutte le fasce di età e dalla scuola materna addirittura col progetto Un Pass per la Città del Sole, alla scuola primaria col Club dei Vincenti, allo Smoke Free Class per le scuole medie e superiori e a Liberi di Scegliere rivolto alle scuole superiori. Questi 4 che ho elencato sono dei progetti che si focalizzano sul problema del tabacco, quindi offrono una possibilità agli insegnanti e agli studenti di approfondire questa piaga che comunque persiste, insomma in epoca Covid magari è passata un po' in silenzio, però gli effetti comunque li vedremo, continueremo a vederli e sarà una piaga difficile da far silenziare. E si focalizzano sul tema del tabacco, vengono approfonditi da anni e si lavora anche però sulle abilità personali dei ragazzi per poter far leva sul loro senso critico, sul non condizionamento da parte dei media e il non condizionamento da parte dei loro pari, per poter adottare delle strategie anche personali per poter dir di no al fumo. Quindi sono progetti che cercano di lavorare su tutti i livelli, rendendo più consapevoli fin da bambini, dando degli strumenti psicologici, emotivi per poter far fronte alle pressioni e anche poi offrendo la possibilità di una discussione della problematica attraverso i pari, quindi con la peer education. Certo. Sì, quindi ecco. Sì, grazie dottoressa, chiarissima. Mi scuso, lei è dirigente dell'unità operativa di epidemiologia, sì, come avevamo detto all'inizio. Abbiamo qualche istante di pubblicità, dopo torniamo con un video fatto proprio da una scuola del territorio, subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta per continuare a parlare di tabagismo, soprattutto tra i giovani. Ne parlavamo e ne stiamo parlando con i nostri 3 ospiti: Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Serenissima, la dottoressa Silvana Zanon, dirigente medico dell'unità operativa di epidemiologia, e la dottoressa Novella Ghezzo, dirigente medico del SERD. Stavamo parlando dell'importanza di entrare nelle scuole. Bene, l'ULSS 3 è entrata nelle scuole del Veneziano e questo video che adesso vi mostriamo è stato prodotto dalla scuola media di Quarto d'Altino. Ecco, questo è il video della classe seconda B delle scuole medie di Altino. Dottoressa Zanon, ritorno da lei. Voi vi state focalizzando soprattutto sui rischi e le conseguenze
del fumo di sigaretta elettronica? Allora, questo è il focus di quest'anno che l'OMS ha deciso di affrontare in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco. Perché? Perché si è visto che i maggiori fruitori della sigaretta elettronica sono proprio i giovanissimi. In effetti, da uno studio, da un sistema di sorveglianza che è la Global Youth Tobacco Survey, si è visto che dal 2014 al 2018 è più che raddoppiato il consumo di sigaretta elettronica e prodotti derivati da parte dei ragazzi di 13 e 15 anni. Si è passati da un 8% del 2014 a un 17,5% del 2018. E quindi l'OMS e noi di riflesso, per essere veicolo nella nostra azienda del messaggio portato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha voluto mettere in guardia le giovani generazioni, i genitori, di questi prodotti che vengono venduti come innocui o poco aggressivi, che vengono posizionati in luoghi strategici nei supermercati vicino a prodotti destinati ai più piccoli, che vengono venduti spesso vicino alle scuole e quindi attenzione, questo prodotto che è stato presentato inizialmente come un metodo per smettere di fumare, per rendere più facile smettere di fumare a chi è un tabagista, si è visto essere semmai un mezzo di più facile iniziazione per i giovanissimi, per abituarli poi in futuro alla sigaretta. Questo è ciò che sembrano dirci gli studi attualmente presenti. Non sono studi uniformi, ma la maggior parte degli studi attualmente presenti sembra darci questo segnale. Attenzione che la sigaretta elettronica può essere un mezzo di iniziazione al tabacco per i più giovani, attraverso l'apparente innocuità con cui è offerta, presentata. E la nostra azienda quest'anno, nella Giornata Mondiale Senza Tabacco, ha veicolato questo messaggio alle scuole e in tutti gli ambienti dell'ULSS con... Dottoressa Ghezzo, voi avete sentore di questo a livello di SERD, quali sono i dati, gli accessi, come sta intervenendo il SERD? Allora, in prima battuta ci tengo a precisare una cosa, che dei 4 ambulatori ULSS 3, 2 sono collocati all'interno del SERT, l'ambulatorio di Mestre e l'ambulatorio di Dolo, mentre 2 ambulatori per il trattamento del tabagismo si trovano all'interno di 2 cardiologie riabilitative, quella dell'ospedale di Noale e quella dell'ospedale di Chioggia. Questo per dire che il trattamento del tabagismo può stare benissimo anche in altre collocazioni sanitarie che in genere sono più sensibili perché hanno in carico pazienti con patologie fumo correlate. Ecco, rispetto all'utenza giovanile il problema non è facile, perché come diceva lo stesso studio citato dalla dottoressa Zanon, il GITS, io so la sigla, fatto su 33 scuole italiane, purtroppo l'81% dei ragazzi intorno ai 15 anni pensa di non avere che fuma ovviamente, pensa di non avere un problema. Allora, il trattamento del tabagismo funziona se il ragazzo, la persona, l'utente, il paziente ha la percezione di avere un problema e poi è motivato a risolverlo. Se 8 ragazzi su 10 pensano di poter smettere quando vogliono, senza avere problemi, è chiaro che non matureranno mai la motivazione un domani o comunque nell'immediato di presentarsi all'ambulatorio. E infatti l'affluenza di giovani sotto i 30 anni, prendendocela larga, è intorno al 5,5% nei nostri ambulatori, proprio perché le persone giovani che non hanno, grazie al cielo, dico io, sviluppato ancora patologie fumo correlate, a volte non pensano di avere un problema, cosa che invece magari emerge dopo 20-30 anni di fumo, e allora è per questo che la nostra utenza si attesta tra i 40 e i 50 anni, proprio perché nel tempo purtroppo i problemi e le patologie serie vengono a galla. Quindi non viene percepito come un problema, è quindi una questione culturale, probabilmente anche trasmessa in famiglia, o sbaglio? Sì, è stato dimostrato che i ragazzini, i giovani che hanno i genitori che fumano, chiaramente sono più esposti alla probabilità di diventare fumatori a loro volta.
e quindi mi viene da suggerire che rispetto alla popolazione giovanile fa la parte del leone la prevenzione che fa la nostra azienda, diretta dalla dottoressa Zanon e dal dottor Sbrogiò, più che il trattamento in sé. Noi interveniamo nel momento in cui l'utente è motivato a smettere di fumare, ma se non c'è neanche la percezione di malattia capisce bene che possiamo fare ben poco, non vengono da noi sostanzialmente. Ecco, dottor Sbrogiò, ma per dare la dimensione, per far capire che parliamo di danni gravi alla salute, cosa bisogna fare? Servono, che ne so, campagne shock? Qual è il messaggio che deve essere diffuso tra i giovani e non solo tra i giovani? Allora, guardi, intanto cominciamo con una buona notizia. Cioè, negli anni 50 e 60 il 70% dei maschi adulti erano fumatori, adesso siamo ben sotto al 30%. E il tumore polmonare negli ultimi anni ha dimostrato un drastico calo tra i maschi e adulti. Quindi smettere di fumare si può non iniziare, nella popolazione italiana c'è un trend molto positivo e per quello possiamo dire che tutte le strategie che sono state adottate fino a qui hanno dato prova di efficacia. Quali in particolare? La prima cosa era stata la conoscenza. Cioè, negli anni 50, 60, 70 è incominciato a essere diffusa la conoscenza che il fumo fa effettivamente male, molto male. Adesso credo che in Italia siano rare le persone che ignorino che il tabacco faccia male. Quindi prima di tutto la conoscenza. La seconda cosa poi è l'atteggiamento che si ha nei confronti del fumo. Incomincia a essere sempre più frequente in Italia la persona, come dire, alla quale dà fastidio il fumo e pretende un ambiente libero dal fumo. Gli piace stare in una spiaggia libero dal fumo, gli piace stare in un parco libero dal fumo, gli piace stare in un ambiente pubblico libero dal fumo. Questo è un altro elemento estremamente importante. Il terzo elemento poi è, se uno è un fumatore, la capacità pratica di smettere di fumare. E il quarto elemento importante è che la legislazione, la tassazione, le multe, il controllo che si fa in diversi contesti, il divieto di fumare in tanti ambienti aiutano. Pensiamo alla legge Sirchia, cioè sembrava inverosimile che nei bar e nei ristoranti non si fumasse, è una delle leggi più rispettate in Italia. Quindi poi ci sono stati gli avvisi sui pacchetti di sigarette, quindi l'insieme di tutte queste attività, compresa l'attività educativa nelle scuole, ha portato a un cambiamento di rotta. La battaglia che si sta vincendo è ancora una battaglia dura, perché se abbiamo detto che il 30% dei teenagers comunque inizia prova a fumare, questo è un numero che ci preoccupa. Però vediamo tanti segnali positivi e possiamo incominciare a immaginare una Italia libera dal fumo nell'arco di un paio di decenni. Un'Italia smoke free, va di moda questo. Esattamente. Voi avete lanciato anche delle proposte, delle iniziative che riguardano alcuni luoghi simbolo del veneziano, mi spiegava questa mattina il dottor Sbrogiò. Guardi, allora io passerei tra poco la parola alla dottoressa Zanon, che è la madrina del regolamento per non fumare nel contesto dell'azienda sanitaria, però volevo ricordare che al di là, diciamo, della normativa che vieta di fumare anche nelle aree aperte, fuori dagli ambienti sanitari, abbiamo anche nel nostro Veneto delle situazioni veramente di riferimento nazionale e internazionale, come la spiaggia libera dal fumo di Bibbione, e anche, forse qualcuno ricorderà, che il sindaco di Venezia aveva già alla fine dello scorso anno lanciato l'idea di creare alcuni spazi pubblici nel centro storico di Venezia, quale la piazza San Marco o il Fonte di Rialto, per crearli liberi dal fumo. Quindi una sensibilità internazionale, nazionale e internazionale, che si va creando sempre più nella coscienza delle persone, che non è che dovunque uno voglia possa fumare, ma si possono creare degli ambienti liberi dal fumo per star meglio se stessi e anche per il rispetto degli altri. Allora, io farei così, abbiamo ancora qualche istante di pubblicità, dopo ritorniamo in studio e mostriamo un importante contributo relativo proprio all'ospedale di Mestre e a questa liberazione dal fumo. Un po' di pubblicità, ci rivediamo subito dopo.
Di nuovo insieme per continuare a parlare di tabagismo, delle nuove sigarette elettroniche, di come ci sia ancora un allarme tra i giovani, tra i giovanissimi che per l'appunto fumano. Ne stiamo parlando con il dottor Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima, con Silvana Zanon, dirigente medico dell'Unità Operativa di Epidemiologia, e con la dottoressa Novella Ghezzo, dirigente medico del SERD, sempre dell'ULSS 3 Serenissima. Prima il dottor Sbrogiò ha fatto riferimento a un progetto che l'ULSS 3 sta portando avanti anche a livello ospedaliero, perché i primi che devono dare il buon esempio, mi corregga se sbaglio, dottor Sbrogiò, sono i sanitari e sono in generale tutti i frequentatori delle strutture ospedaliere. Quindi manderei in onda questo contributo e poi ritorniamo in studio. In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco 2019, l'azienda ULSS 3 Serenissima ha scelto di affrontare un tema molto delicato, quello del fumo in ospedale. Un problema che ha richiesto un grande sforzo e tuttora richiede un grande impegno da parte dell'azienda, soprattutto in seguito alle nuove normative sul divieto di fumo. L'azienda sanitaria in particolare ha voluto dare un segnale molto forte attraverso un suo regolamento, in maniera da far capire quanto sia importante il non fumare e soprattutto quanto sia importante non fumare nell'ambito appunto ospedaliero. Quindi si è dotata di un suo regolamento, si è dotata di un suo, come dire, percorso di sensibilizzazione, appunto di cui questi cartelli fanno parte, ma non solo. Si è dotata anche di azioni tipo incontri con la popolazione, con gli operatori, proprio per far capire quanto sia importante portare veramente a zero il fumo della sigaretta. La gente però non sempre è consapevole che vige il divieto anche all'esterno degli ospedali. Intanto è un impegno costante, i disagi ci sono perché è indubbio, come lei accennava, che gli operatori sono una delle categorie che ancora mantengono il vizio del fumo. L'impegno è costante, è un impegno sia sul versante della capacità di dissuadere, ma soprattutto è un impegno costante sulla capacità di educare, cioè far capire ai nostri operatori che sono dei testimonial, direi, principali, privilegiati di quello che è la battaglia che tutta la società combatte contro il vizio del fumo. Il problema non riguarda solo gli utenti, i pazienti, ma anche quelli che ci lavorano in ospedale, i dipendenti. Noi abbiamo purtroppo il nostro ambulatorio trasfusionale dove facciamo anche le aferesi per la raccolta delle staminali ai pazienti ematologici, che dà proprio su uno dei punti preferiti dai fumatori. E francamente qualche volta abbiamo difficoltà ad aprire le finestre per arieggiare perché entra dentro odore di fumo. Quindi noi saremmo molto più contenti se fosse maggiormente rispettato il divieto di fumo assoluto anche all'aperto nell'area ospedaliera. Addirittura dal primo accesso dell'ospedale, proprio dalla barra di accesso, c'è tanto di cartello che non si deve fumare. I cartelli di divieto di fumo sono presenti in tutto l'ospedale, ma gli utenti non sempre sono d'accordo sul divieto assoluto di fumare anche all'aperto. Capisco il motivo, cioè alla fine è all'aria aperta. Si inquina lo stesso, no? Penso che sia giusto che non si fuma sia all'interno dell'ospedale e sia all'esterno dell'ospedale, per rispetto sia delle mamme che dei bambini. Ovviamente ci devono essere delle zone adibite ad hoc, in modo anche che il fumatore abbia la possibilità di farlo, perché comunque è una forma di dipendenza, per cui prima o poi dovrà anche lui fumare, per cui però non ovunque all'esterno dell'ospedale, ma in determinate zone concesse. Non fumare fuori dall'ospedale, anche c'è persone a fare qua molta. 10 euro, prima volta ho fumato qua una sigaretta, ho fatto molte 10 euro. E anche alle volte capita che fumano anche all'interno, nei giardini, è capitato spesso. Dove c'è il bar, pasticceria, capita alle volte. Ok, e in quel caso lì scatta la sanzione, giustamente? Certamente. Le è capitato di fare sanzioni? Tante.
Ecco, tante, e su questo vorrei chiedere un aggiornamento alla dottoressa Zanon. Si sono fatte delle multe anche recentemente. Com'è l'aspetto dell'applicazione di questa buona pratica? Certo, allora l'ultima multa risale in piena epoca Covid, è del 27 febbraio di quest'anno. Continuano ad esserci delle sanzioni, continuano ad esserci persone che fumano non tanto all'interno delle strutture sanitarie, ma all'esterno. Questo video non è stato fatto a caso, proprio perché si è voluto raccogliere comunque il pensiero dei fruitori dell'ospedale, degli utenti, in merito al problema del fumo in ospedale. Un ospedale senza fumo si può, è giusto, è bene, e vi garantisco che tutte le persone di cui è stata trasmessa l'intervista e anche quelle che non si sono registrate, direi che 9 su 10 comunque hanno dato una risposta affermativa. Un ospedale dovrebbe essere senza fumo. Le sanzioni dal 2016, che è stato un nuovo punto di svolta, perché con la legge 6/2016 si è esteso il divieto di fumo alle pertinenze esterne dei presidi ospedalieri. Dal 2016 abbiamo erogato esattamente 70 sanzioni. 70 sanzioni nelle aree ospedaliere. E 70 sanzioni, dottoressa, più che altro a operatori, a frequentatori, a pazienti? Soprattutto a frequentatori dell'ospedale, nelle aree che sono presidiate dalle guardie giurate, che sono coloro che assieme agli operatori sanitari hanno l'incarico di vigilare sul rispetto del divieto di fumo e di essere promotori della salute. Parliamo di sanzioni e da quanto, più o meno? 55 euro. Quindi 55 euro. 55 euro di sanzione. Ecco, la sanzione raddoppia qualora l'infrazione venisse effettuata vicino a una donna incinta o a un bambino. In questo caso tutte le sanzioni che abbiamo erogato sono state l'ammontare, il risultato di 55 euro. Ecco, quindi diciamo che per contrastare il tabagismo, mi viene da dire sentendovi, che ci vuole sia la prevenzione, chiaramente, ma anche la repressione quando non c'è modo di arrivare con il fattore culturale. Chiedo a lei, dottoressa Ghezzo, è così? Lei da dirigente del SERD, c'è anche la dimensione della repressione, non solo quella della prevenzione? Allora guardi, secondo me ci vogliono tutte le varie possibili mezzi per indurre la popolazione a non fumare. Il fumo di sigaretta, la dipendenza da nicotina è un problema estremamente complesso, quindi richiede una risposta altrettanto complessa. Una sola di queste tre azioni, prevenzione, repressione e trattamento, non sono sufficienti, ci vogliono tutte e tre. Mi permetto di dire che rispetto al trattamento però è necessaria, come spiegavo prima, la motivazione, la consapevolezza di malattia di avere un problema e la motivazione, altrimenti difficilmente il fumatore accetta di smettere di fumare. I nostri ambulatori sono tutti segnati sul sito www.smettintempo.it, ma anche sul portale interno dell'ULSS. Ci si accede tramite appuntamento telefonico, il primo accesso è gratuito e i successivi richiedono un ticket che, pagato un paio di volte con 2 impegnative diverse, garantisce il trattamento di un anno intero. Ecco, ribadiamolo quindi, www.smettintempo.it, questo è il vostro portale di riferimento. Che è anche regionale, quindi ci sono non solo gli ambulatori dell'ULSS 3 ma anche di tutta la regione Veneto, perché ci tengo a dire che la nostra azienda, nella mia persona, ha anche è la referente per il programma regionale dello sviluppo e coordinamento del trattamento del tabagismo nel Veneto, quindi noi siamo l'azienda capofila in questo settore. Ecco, dal suo osservatorio, quindi dottoressa, qual è il territorio dove il problema è più frequente?
Beh, guardi, dai dati del sistema di sorveglianza PASSI, mi dispiace, mi duole dirlo, che fino a un paio di anni fa, che sono i dati più recenti, era proprio l'Exus 12 distretto Venezia Mestre che aveva il tasso di fumatori più alto. Però rispetto agli altri 2 distretti intendo, però come si diceva prima dottor Sbroggiò, e posso confermarlo, noi come Regione Veneto siamo una regione virtuosa, nel senso che abbiamo il tasso di fumatori più basso rispetto al livello nazionale dell'Italia, quindi tutti gli interventi messi in atto, tutta la complessità degli interventi messi in atto tesi allo smettere di fumare ha funzionato. Beh, questo è un aspetto molto positivo, è una notizia che ci rincuora parecchio, dottoressa. Torno da lei, dottor Sbroggiò. Vorrei concludere con lei questo vostro interessantissimo intervento. Lei è direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3. In questi mesi siete stati in trincea assolutamente, come tutti gli operatori sanitari, ma ci sono stati dei fronti più caldi di altri. La prevenzione quindi è fondamentale. Le chiedo, nonostante l'emergenza, siete riusciti a seguire sempre tutti i fronti? Non si sente. Dottore, non la sentiamo? C'è un problema di audio? Riproviamo. Dottor Sbroggiò? Non la sento. Non la sento. Faccio la stessa domanda alla dottoressa Ghezzo, parlando di prevenzione. Sono stati mesi complicati per la sanità veneta, immagino anche per l'ULSS 3 Serenissima, e i dati ce lo hanno confermato ogni giorno. Siete riusciti a rimanere sempre in trincea, a portare avanti l'opera di prevenzione anche rivolta a quello che non era il Covid? Allora, io posso rispondere rispetto alla capacità di poter seguire la nostra utenza anche a distanza. Purtroppo l'ambulatorio specialistico per il trattamento del tabagismo non è, come dire, ritenuto una prestazione urgente, quindi le direttive, giustamente le direttive aziendali, ci hanno consigliato di ridurre fino ad azzerare gli accessi, però siamo sempre riusciti a mantenere un contatto telefonico con tutta l'utenza che stiamo seguendo, e parliamo, dati 2019, di 309 soggetti all'anno. Quindi insomma, direi che in trincea ci siamo stati, chiaramente con le misure imposte dall'emergenza sanitaria, ma i pazienti hanno continuato ad essere seguiti. Rispetto alle azioni di prevenzione magari ne sa di più la dottoressa Zanon, però io credo che nei limiti del possibile siamo riusciti a portare avanti quello che era in piedi. Sì. Dottoressa Zanon, un ultimo flash proprio su questo. La vostra attività è andata avanti? La nostra attività ovviamente ha subito una riduzione perché le forze maggiori si sono concentrate sull'emergenza sanitaria legata al Covid, però i ragazzini che erano in ballo per i programmi, lo Smoke Free Class, Liberi di Scegliere e tutti i programmi che erano stati intrapresi, prova ne è che hanno portato a termine il lavoro incominciato. Prova ne è proprio il video che avete proiettato all'inizio della trasmissione e che è stato il frutto del lavoro di studenti che hanno fatto i loro slogan contro il fumo, i loro microfilmati da casa, e che hanno comunque seguito questa tematica assieme ai loro insegnanti, che ringraziamo. Quindi l'hanno seguita comunque... e questo è importante sottolinearlo, in questi mesi di lockdown si sono impegnati da casa e sono riusciti a riflettere su un tema così importante da casa, e questo va assolutamente ribadito. Credo di essere tornato. Ecco, Sbroggiò, adesso la sentiamo. La prevenzione è andata avanti in questi mesi, le chiedo un ultimissimo flash perché siamo addirittura d'arrivo. La prevenzione è andata avanti e siamo riusciti a mantenere, dalle vaccinazioni alla parte degli screening di secondo livello all'attività della sicurezza alimentare. Io credo che possiamo dire, ripigliando il titolo anche della trasmissione, che anche l'emergenza Covid-19 ha permesso di recuperare quello che è l'importanza della prevenzione. Il lavarsi le mani,
il starnutire o tossire in un certo modo, il non fumare, l'alimentarsi in un certo modo, il fare l'attività motoria, il bere poco, sono gli elementi che fanno una salute di ferro e che permette alla gente di vivere sana a lungo. Chiarissimo. Dottor Sbrogiò, la ringrazio, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima. Ringrazio e saluto anche la dottoressa Silvana Zanon, dirigente medico dell'unità operativa di epidemiologia sempre dell'ULSS 3 Serenissima, e la dottoressa Novella Ghezzo, che è invece dirigente medico del SERD. Grazie per davvero. Buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi. Grazie. Siamo davvero in addirittura d'arrivo. Io vi ricordo, vi faccio un po' la sintesi di quello che è successo oggi, perlomeno fino a poco fa, con la conferenza stampa di Zaia. Dal governatore è arrivato un appello forte e chiaro al governo perché si vada a risolvere la questione delle frontiere, dell'apertura delle frontiere. Su questo tema, dice Zaia, non c'è ancora chiarezza. Governatore che è ritornato sull'ordinanza in divenire, quella relativa alle discoteche, ai locali notturni, casinò, al mondo dello spettacolo in generale, che è ancora fermo da quel fatidico 8 marzo, giorno del primo lockdown. Zaia poi è ritornato anche su una polemica con Pierluigi Bersani, che poche sere fa, nel corso di una trasmissione televisiva, aveva detto che viene il dubbio che se avessero governato loro, riferendosi al centrodestra, non sarebbero bastati cimiteri. Parole shock che hanno fatto sobbalzare sulla sedia più di un politico, più di un rappresentante istituzionale. Luca Zaia ha detto serve rispetto per i morti, di fronte a questi numeri avrei evitato, spero sia solo una infelice uscita, prima di parlare tasi le parole di Zaia. Oggi ospite però della conferenza stampa è stato il professor Navalesi. Chi è Navalesi? Navalesi è il direttore dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione all'azienda ospedaliera di Padova, che è entrato proprio nel merito della sua esperienza in trincea contro il coronavirus. Di fatto Navalesi ha dato ragione a Zangrillo dicendo che il problema Covid al momento non esiste più, o comunque si è affievolito, e che il virus è sotto controllo. Certo, sono stati mesi durissimi, questo Navalesi lo ha ribadito. Tra l'altro Navalesi è stato il primo professore, il primo medico a livello veneto che aveva detto chiaramente che non si trattava di una semplice polmonite, ma che il Covid causava anche trombosi. Dopodiché Navalesi ha detto un'altra cosa molto interessante, che è stata ripresa di fatto da tutte le agenzie, parole molto forti, le vediamo insieme. Il professor Navalesi: chi fa previsioni per ottobre è un demente. Il Covid dà anche gravi problemi neurologici. Quindi la conferenza stampa di oggi è servita anche per fare chiarezza sul dibattito scientifico in essere. Per il momento è davvero tutto. Noi rientriamo in diretta alle 17:30, dalle 18:30 i telegiornali regionali di Venezia, Treviso, Belluno. Al momento è davvero tutto, vi ringrazio per l'attenzione, a dopo.